Così voi mi sentite? Probabilmente. Però mi sentite così e non so se poi si sentirà il mio ospite quando verrà. Ci sono, ma non dovrebbe essere così. Vabbè, l'importante è che mi sentite, facciamo... Ricominciamo quello che avevo detto, vabbè. Il gallo, che dice, il gallo beffò il falcone, commento memorabilino di Luigi. Stavo dicendo che uno non è che vuole fare ironia, ma l'ironia della sorte è che la vittoria più juventina da parte del Napoli, perché è una vittoria che viene di cortomuso, che viene con un po' di mazzo, che viene soffrendo, è quella che poi sconfessa la profezia Juventina, perché già non va più così come deve andare. E aspettiamo, ovviamente aspettiamo quello che succede. Un Napoli sulle gambe, un Napoli che Spalletti ci disse, vediamo se è una buca o se è una voragine, se è proprio se è un burrone, e l'abbiamo evitato il burrone perché ci stavamo cadendo con tutte le scarpe. Ho visto una squadra veramente in difficoltà fisica, proprio fisicamente, tutti, un po' tutti. Poi ci sono delle prestazioni individuali che salvo, però no, non bene. Cioè, questa squadra qua mi è sembrata arrivare proprio al limite, proprio non ce la facciamo più. E quindi non lo so come si può risolvere, se la preparazione si deve richiamare, ma abbiamo tante partite adesso una dietro l'altra. Ne dobbiamo parlare con calma, non ci arriviamo benissimo. Voi mi istigate, la famosa cosa che dico sempre, no? Mi incalzate anche sul risultato del Milan che stava sullo 0-0, e andiamo a leggere un pochino tutti i messaggi. Andiamo a leggere tutti i messaggi. Vittoria importantissima, ma partita brutta. Troppi errori, anche se il centrocampo si è mosso un po' meglio. Dilo migliore in campo secondo me, ma sul pareggio c'era quel fallo di Mario Rui. C'era quel fallo di Mario Rui e adesso non mi ricordo il fallo. Ah, hai ragione Valentina. Probabilmente quello là non c'era. Poi sull'arbitraggio a me mi stava anche piacendo l'arbitro, perché come atteggiamento, no? C'erano alcuni falli dove lui si prendeva il giocatore, ti spiega e si va avanti. Poi sono arrivati i cartellini gialli. Onestamente il cartellino giallo a Ndombele non l'ho capito, perché a me sembra che prende il pallone. Quindi ci troviamo Ndombele, che è una dei temi di oggi, perché a me Ndombele oggi mi ha fatto vedere delle cose, e forse la prima volta che vi vengo a dire Ndombele mi ha fatto vedere delle cose interessanti oggi. In una confusione generale, un giocatore un po' più individualista come lui stava tirando fuori la prestazione e lo perdi perché è squalificato. Kim, che speravo almeno in un'ammonizione, lo so, non si spera in un'ammonizione sistematica, però te lo ritrovi col Verona o lo fai riposare col Verona, perché altrimenti rischi l'ammonizione col Verona, perché sta in ritardo. Io lo vedo infortunato, Kim, oltre che stanco. Secondo me è infortunato, sta lavorando su un dolore. E quindi lì poi rischi che lo perdi per ammonizione e lo perdi poi per la Juve. E ci sono tantissime cose di cui parlare. Grazie Polli. Un abbraccio a Polli, a tutti i moderatori e a voi che lasciate i like e non mi mollate mai. Non mollate mai, ragazzi, non bisogna mollare. Mani sul manubrio, rumori incredibili, mani sul manubrio e testa all'obiettivo. Cosa ne pensi della partita di Anghissà? Di come Elmas ha aiutato Lobotka in costruzione? Allora, Elmas è quello che ho salvato nel primo tempo, che si abbassava moltissimo, l'abbiamo visto veramente a tutto campo per venire a dare una mano a Lobotka, che sta in affanno come gli altri. La gabbia su Lobotka la provano a fare tutti, hanno provato a farla tutti, ma quando Lobotka sta bene non te lo fai. E invece sta in affanno Lobotka, si vede proprio. Poi è cresciuto nel secondo tempo Lobotka, è cresciuto. Anghissà così e così, onestamente. Elmas mi ha convinto. Poi dopo ovviamente lo sposti dove ti serve, finisce poi alla destra. Poi quando entra poi Politano finisce Kvara Falsonueve, e lì è un tema anche quello interessante.
Mario, io non credo che Victor possa tornare per l'andata. Voglio sperare, la speranza è ovvio che torni, però se Spalletti ha parlato ancora di corsa blanda, Victor ci serve a tutti gli quella è tutta fisicità. Se non sta benissimo fisicamente, non rappresenta poi un pericolo per gli avversari. Quindi io posso pensare che non si debba rischiare all'andata e provi a recuperarlo per il ritorno. Il problema è che adesso hai perso Simeone, aspettiamo di capire che cosa è Simeone. Quando si fanno male da soli ho sempre paura che sia una cosa grave, però speriamo si sia fermato in tempo. Il fatto che ha provato pure a continuare e poi l'hanno dovuto togliere non lascia ben sperare. Adesso abbiamo il problema che se giochi con Raspadori, io mi sono segnato una cosa sul mio tacchino, mi sono segnato una cosa: se c'è Elmas che viene incontro e aiuta Lobotka, ottima idea, Spalletti ci avrà lavorato e ha funzionato. Però poi non devi avere Raspadori, perché anche se anche Raspadori viene al centro devi giocare centrale per poi permettere a Elmas di buttarsi dentro e riempire l'area, altrimenti finisci. No, però questi rumori non possono proprio. Mi distraggo. Se poi Elmas non va dentro, va a finire che fai un possesso palla sterile che non porta benefici. Non puoi fare dei cross al centro perché Raspadori è piccolino e ci devi arrivare col fraseggio. Col fraseggio era difficile, insomma siamo stati un po' spuntati. Andiamo. Meret nel primo tempo avrebbe dovuto presidiare meglio l'area piccola, ma questo è il neo che non lo porterà mai a essere un campione. Luigi, sì, ho visto un paio di cross al limite dell'area piccola, dove lì se tu hai quel coraggio, già quando parte il pallone su un cross, su un calcio d'angolo, tu già sai che è tuo. Vai e tranquillizzi tutti. Questo purtroppo Meret non ce l'ha, non l'ha mai avuto e probabilmente mai lo avrà. Ha però dei riflessi importanti, scusate il gioco di parole, perché poi io mi devo scrivere Meret miracolo su Malé nel primo tempo, che fa un colpo di Reni e la butta in angolo, e quella è una grandissima parata di Meret. È chiaro, non ti dà proprio quella sicurezza. Con Kvara centravanti perdi chi ti salta l'uomo sulla fascia, meglio Elmas punta o anche Elmas al posto di Kvara. Elmas punta secondo me lo perdi un po', però è anche questa una soluzione. Buonasera Giuseppe, che fatica, ma non mi segnavo di vincere 4-0 tutte le partite, ma certo, ma soprattutto in questo periodo dove si arriva poi al limite, no? È qua che poi ne abbiamo parlato, ma questi giocatori sono dei top player, ma sono giovani e quindi sono sfrontati. Può essere anche che la gioventù ti porta a dare troppo e non ti gestisci. I top player sono quelli che alla fine si fanno tutta la stagione, magari una partita ogni tanto la possono pure steccare, però quando arrivano i momenti, arriva la Champions nella fase clou, arrivano i campionati nella fase clou, i top player salgono in cattedra e fanno quello che devono fare, anche se non hanno avuto tutto questo turnover durante l'anno. Probabilmente questa rosa deve avere qualche limite, perché se no che facciamo? La perfezione, sono alieni? No, abbiamo dimostrato tutta l'umanità di questa squadra, sono umani e devono tirare il fiato. Probabilmente qui a Spalletti si può chiedere qualcosa, però non sappiamo se facendo un po' più di cambi prima, se avessimo perso, se avrebbero perso, non lo possiamo sapere. Quando dici se non possiamo, noi col se poi diventa un macello. Criticare ADL è doveroso, contestarlo è patetico. Nulla è dovuto al Napoli. Se abbiamo le possibilità di giocarcela a differenza di altre realtà, è anche grazie al fatto che la società è ancora sana. Sulla società sana, Rob, non c'è nessun dubbio e nessuno glielo può contestare mai a De Laurentiis. Che poi ultimamente io l'ho definito in versione Super Saiyan. Vedo De Laurentiis proprio con i capelli tutti dritti biondi e sta sparando a zero su qualsiasi cosa, atteggiamenti più che discutibili. Il silenzio di tutta la stagione era una manna dal cielo, proprio stavamo belli tranquilli, e adesso invece di creare distensione pare che stia acutizzando anche nei confronti di qualche apertura da parte del tifo organizzato. È proprio un peccato. Speriamo che la cosa possa migliorare, ma lui non vuole proprio, lui vuole andare allo scontro. Lui ama proprio essere
essere Bastian contro, quando può fare una cosa non la fa, non ci va incontro ai tifosi. Beretta è così, purtroppo non cambierà, non abbiamo Alisson e non possiamo giocare altissimi, però importa un signor portiere. Io continuo a credere che l'assenza di Osi sia più che altro pretattica di quel volpone di Spalletti. Mercoledì secondo me gioca. Non lo so, se gioca è perché ha recuperato Pasquale. Spalletti sarà un volpone, tutto quello che vuoi tu, sicuramente l'allenatore più esperto della Serie A. Però se lui ha Osi a disposizione e Osimhen gioca, non ti preoccupare, non c'è nessuna pretattica. Spalletti deve vincere queste partite. Doveva vincere contro il Milan e voleva vincere contro il Milan, voleva vincere contro il Lecce. Se avesse avuto Osi a disposizione lo avrebbe fatto giocare. Non ci metto la mano sul fuoco, non ti preoccupare proprio, è perché Osi sta infortunato e non è nessuna pretattica, purtroppo è così. Allora, noto che il Napoli è stanco, se non avesse fatto quella papera Falcone in ripartenza non siamo riusciti a tirare in porta, vero? Non puoi appoggiare su Lozano, non protegge palla, qualcuno che diceva Lozano prima punta, anche lì sì, diventa un po' un problema, a meno che non lo lanci a scavalcare. Ora siamo senza centravanti, 2 rotti e uno che sta recuperando. Mercoledì vediamo il tema principale. Di Lorenzo prima punta, tanto gli inserimenti attaccante li sa fare. E Bucedil mica dice una stupidaggine. Ragazzi, Di Lorenzo qualche difficoltà sì, però oggi partita da capitano, la sblocca lui, ti dà l'impressione che comunque va oltre, butta il cuore oltre l'ostacolo, cerca di riempire anche i buchi tattici che poi la squadra ha dimostrato, anche il cross che fa Mario Rui quasi alla cieca, la maglia azzurra in aria era la sua e lui salta, non ci arriva, però poi crea quel minimo panico che crea poi l'autogol. Senza Di Lorenzo questa partita non lo so se la riuscivamo a portare a casa, altro che pareggio. Torre Falanga, però fammi togliere questa cosa che è brutta, fatemi recuperare. Non lo so se metto gli occhiali del Fabbro oppure mettiamo il San Paolo. Mettiamo il San Paolo malato, questa è una foto vecchia, non c'era ancora scritto Napoli con i sedili. Va bene, Zedad che centravanti. L'importante è portare a casa sto scudetto il prima possibile, senza dubbio, mare chiaro. Fatemi recuperare Torre Falanga. Cammazz, passamannazzo, beviamoci su una coca. Sì. Io ho aperto però la mia è acqua al limone. Amo l'acqua al limone, la Croix. Tore, tu a Londra ce l'hai la Spindrift. È buonissimo, è proprio il limone spremuto dentro, veramente buono. Allora, ti ringrazio tantissimo, Tore. Su diretta davano Lecce 1-4 e Napoli 1-8. Sono preparato, ve lo dico subito. Rispetto a quello che utilizzo sempre io, è questo l'XG finale. E vi devo dire che il Napoli a 1,5 poche volte il Napoli ha creato così poco. Sapete contro di chi? Contro la Roma. Contro la Roma ha creato qualcosa di meno di 1. Anche con il Milan all'andata creammo 1,18, insomma qualcosa abbiamo sempre creato. È pazzesco, pazzesco dover parlare di un Lecce che ci ha messo così in difficoltà. Veramente sono proprio gli stati di forma, ragazzi. Perché poi sì, è chiaro, la differenza si vede in classifica, la differenza si vede rispetto a quello che al Napoli ha fatto. Metti i giocatori tutti in fila e quelli del Napoli se li mangiano, quelli del Lecce. Però in Serie A, nel calcio professionistico, in Europa, dove vuoi tu, se non stai in forma, puoi metterla come vuoi tu, perdi, rischi tantissimo. E si vedeva che il Napoli non era efficace in attacco, si vedeva che avevamo proprio difficoltà a creare e si vedeva anche che avevamo difficoltà a difendere. Non era una classica riprendo la partita contro la Lazio, Maurizio Farias, che funziona, allora cosa così. Oggi ho visto la prestazione del Napoli, sono un po' risultatista, triste. 3 punti di platino perché un probabile pareggio non avrebbe fatto bene alla squadra, ma senza dubbio Maurizio, e ti ringrazio sempre per la tua generosità, un pareggio sarebbe stata una tragedia sportiva. Ho parlato proprio di tragedi con gli amici abbonati, ma senza dubbio, grazie infinite Maurizio.
hai proprio ragione e bisogna essere, tra virgolette, risultatisti oggi, perché la vittoria avanti tutta, davanti a tutto in questo caso, con i 3 punti tu puoi poi analizzare con un po' più di serenità quello che non ha funzionato. E quello che non ha funzionato, riprendo il discorso della Lazio, perché la Lazio è una grande partita, ha fatta la Lazio. No, io ho detto che il Milan ha fatto una grande partita, lo ammetto che il Milan è stato superiore. La Lazio no, la Lazio si è messa lì colpo su colpo a difendere e a sperare in qualche contropiede, ma non hanno. Il Napoli era padrone della situazione e hanno segnato con un tiraccio di Vesino che ha ammesso di volerla spazzare in quel caso, perché questi erano gli ordini di Sarri. Quindi con la Lazio e con il Lecce, io ho sofferto di più con il Lecce, vi renderete conto? Che vuol dire che Rachmani non mi ha dato sicurezza, vuol dire che Kim andava a farfalle, vuol dire che lo stesso Mario Rui che ha overperformato per tutta la stagione adesso sta un po' in affanno. Idem di Lorenzo, ha fatto una grande diagonale di Lorenzo. Però vedi, poi me la prendo per esempio Mario Rui, che abbiamo ovviamente incensato con grande merito perché se lo merita, e no, non ti buttare a terra. Sto vedendo cose che dai miei giocatori non voglio vedere mai. L'accentuare qualsiasi colpo ti pigli perché ti vuoi buttare a terra e vuoi recuperare il fiato e vuoi sperare che ti chiamano un fallo così. No, i destini forti significa anche questo, uomini forti, destini forti. Hai preso un colpo, ti alzi su, perché poi quando l'arbitro non te lo chiama ti rialzi perché vedi il pericolo. Allora vuol dire che l'adrenalina, anche se hai preso un colpo, ti deve permettere di continuare. Poi dopo ti butti a terra se vuoi, se proprio hai preso un colpo e non ce la fai. Però non mi fate vedere queste cose che me la prendo con i miei prima ancora di tutto. Allora, purtroppo abbiamo pareggiato. No, come? Che stai dicendo? Abbiamo vinto. Domani anche la Juve pareggia. Tu ti riferisci, ovviamente, a questo. Fammelo riprendere questo qua. Che secondo loro la Juve pareggerà con la Lazio e quindi +1 e se la Juve vince, anche la loro previsione non funziona e quindi poi resta quella cosa, però poi cambia il risultato finale. Sono stupidaggini. Teo coi capelli di là, esatto, anche Ndombele ha sfoggiato un capello niente male. Preoccupato per la Champions, Zambo scarico, Lobo stanco, Kvara poco incisivo, Lozano sterile, Kim e Rachmani non più sicuri come al solito. Siamo in calo e il Milan in crescita. Grazie per i 150 like, amici bellini ed amiche belline. Siamo 250 in live, aumenteremo sicuramente a fine partita perché molti che si stanno guardando il Milan e giustamente perché si deve capire in che forma sta il Milan che ha messo dentro Rebic, Bennassere trequartista, Orighi, è ritornato Ciao, quello là, Ciao, proprio grandissimo, Pobega, grandissimo turnover per il Milan perché proprio non vogliono proprio pensarci a mettere in pericolo la formazione che hanno in testa per la Champions, non c'è proprio dubbio. E quindi, però, anche lì pensano di fare comunque il risultato con lei perché è importantissimo per loro andare avanti e mantenere la qualificazione in Champions League. Esatto, siamo a -4 rispetto al girone d'andata, è giusto, eravamo a -6 con la sconfitta col Milan e ovviamente la sconfitta con la Lazio. Adesso abbiamo recuperato quei 2 punti che avevamo lasciato per strada con il pareggio di Lecce. A San Siro, arbitro scandaloso, niente rigore, tolto il rigore, me lo spiegate voi? C'era un rigore? Se uscissimo contro il Milan, la cosa che mi fa più paranoia è che questo rimarrà il cruccio della stagione, quasi come se la felicità dello scudetto sarà meno completa. E no, Francesco, capisco quello che dici, ma questa è perché è una narrativa sbagliata che succede in città. Quando tutti quanti, ci vediamo a Istanbul, no, dovete andare calmi. Io se a un certo punto della stagione mi sono sentito di dirvi, quest'anno il Napoli
ce la può fare per lo scudetto, e vedevo che il margine cresceva, e vedevo una squadra che sul lungo veramente poteva fare cose straordinarie e non steccava con le piccole, ha fatto un girone d'andata pazzesco, ho detto yes, yes, e vedevo anche le altre che scivolavano da tutte le parti benissimo. La Champions è infame, la Champions sono scontri diretti, conta più il momento di forma, lo stato di forma, che la lunghezza di una stagione, anche se uno contro uno te li fai quelli del Milan, te li fai quelli dell'Inter, sulla partita secca non si può mai sapere, al di là del DNA, al di là del DNA. Manchester City-Lione, vi devo ricordare Manchester City-Lione, tutte le volte che è uscita la Juventus, pur essendo più forte dell'avversario, il Paris Saint-Germain che esce ogni volta, a volte contro squadre più forti, a volte contro squadre più piccole. La Champions è un discorso che veramente non ci riguarda. Abbiamo già superato un record arrivando ai quarti, non si scherza. Poi se si può fare, certo che si può fare, e mica lo mettiamo, lo diamo per scontata già persa. È uno sfizio, però è tutto uno sfizio in più. Noi ci dobbiamo mettere lo scudetto addosso, ci dobbiamo mettere uno scudetto addosso. Metterei Lozano prima punta e Kvara e Politano Raspa come sostituto. 3 punti belli come la diretta di Azzurro Fluido, grazie Antonio. Spero più belli, cioè nel senso, spero che la diretta sia più bella della partita. I 3 punti sono bellissimi, i 3 punti sono bellissimi. La vedo diversamente. Se hai l'opportunità di mettere un giocatore davanti alla porta solo contro il portiere, è sempre la scelta migliore. State parlando di voi e mi fa anche piacere. Nunziante ci tiene al corrente con gli spettatori, mettete i like, ascoltate Nunziante. Altro tipo di torneo, credo passi Benfica, che tra l'altro loro sono a 71 punti con 2 partite in meno, se non sbaglio, nel loro campionato. Il Benfica passa in finale, per me solo il Napoli avrebbe chance, ma soffriamo troppo la fisicità delle milanesi. Attenzione, mi sa che devo ringraziare un amico molto generoso. Si vede chiarissimo. One Starving Italian. Sono un grande fan del tuo nickname. Si vede chiarissimo, i ragazzi sono stanchi. Vale, have a cocktail for me, a salute. Grande, è uscito anche qua. Sì, lo farò domani. Lo farò sicuramente domani. Metto, conservo e porto a casa. Grazie amico mio, e si vede la stanchezza. Si è parlato di approccio mentale contro il Milan, forse era già lì una questione proprio di non si arriva sulle seconde palle come ci arrivavano loro, e abbiamo sofferto un po' il miglior stato di forma. Vogliamo sperare che magari non è un richiamo di preparazione, perché non si poteva fare la preparazione, ma quest'ennesima sosta per le partite delle nazionali non ha aiutato, e magari adesso che riprendono un po' il ritmo dell'allenamento nostro che conosciamo bene, è un peccato aver perso di nuovo Simeone. Si fanno peggio gli allenamenti, perché non puoi allenare i 2 centrali se non hai un attaccante importante. Secondo me è più fisico Benfica, che stasera ha perso, e il Porto infatti stava là, però hanno perso 2 partite in totale, se non sbaglio, ne avevano persa solo una finora. Il Porto è circa, era una cosa tipo 9 punti dietro, una cosa del genere, non mi ricordo. Dite a Ceferin che Napoli in semifinale è il miglior slogan contro la Superlega. Però noi non vogliamo andare in semifinale con un arbitraggio indirizzato da Ceferin, ci vogliamo andare se ce lo meritiamo. Lucio, come li vedresti in Ugenea? Non li conosco. Perlino del Napoli. A proposito, ti saluta Andrea, il batterista. Grande Andrea, maronna, wave, digli wave quando lo vedi, e abbracciamelo fortissimo, Andrea. Un musicista coi fiocchi completo, musicista completo coi fiocchi. Infatti, anche questo è vero. Comunque, quanti di voi con Raspa al centro hanno pensato a Ciro Mertens con Sarri? L'idea è quella, Francesco, sono anche simili fisicamente, tecnicamente probabilmente anche simili. È chiaro che Mertens ha piano piano imparato il ruolo, l'ha sviluppato nel dettaglio, sa quando lanciarsi dentro, sa quando venire incontro, sapeva come dialogare, fare il gol da fuori. Raspadori ha tutte le potenzialità per fare tutto questo. È chiaro che gli servirebbe anche continuità,
Una volta ti entra sulla fascia, una volta fa il falso 9, è difficile poi imparare tutti i meccanismi. Il ragazzo, secondo me, a testa, Raspadori a testa per crescere, ovviamente lo dobbiamo aspettare. Il signor Guido ci raggiungerà a fine partita del Milan. Io la butto così, forse la maschera se la mette Meret porta male, fa giocare tutti come Empoli-Napoli. Può essere, non può essere. Sicuramente più per la tua diretta, Vale. Secondo te Jack si è ripreso oppure ancora addosso le scorie dell'infortunio? Angela, mi dai lo spunto per rispolverare una verità del calcio. Quando si rientra dall'infortunio si fa sempre bene e la partita successiva di solito si paga. Lo ricordiamo con Gulam molto spesso questa cosa, perché Gulam è uno di quelli che è stato sempre infortunato negli ultimi tempi, e poi ogni tanto lo rivedevamo, faceva una grande partita al ritorno, dice oh, Gulam, tutto a posto, abbiamo recuperato, e poi magari quella successiva lo vedevi in affanno, affaticamento. Ha avuto pochissimi palloni giocabili, sicuramente non sta al 100%. Io me l'aspettavo titolare, onestamente, però poi non si è sviluppato il gioco del Napoli come si dovrebbe sviluppare con Raspadori, cioè con scambi centrali. Si è fatto un pochino nel secondo tempo, ma eravamo troppo lenti per essere efficaci. Pure a te Ndombele dà l'impressione che pensa 100 cose diverse quando gli arriva il pallone e pare che sta su lista e non si trova. Oggi però diverse cose buone, soprattutto il filtrante. Esatto, ha fatto delle cose buone. Ripeto, come giocatore individualista è capace ha i numeri al controllo, poi ogni tanto sembra che caracolla, però la palla non la perde, altre volte la perde, anche lui ovviamente per valutarlo come si deve lo dovremmo vedere sul lungo. Quante occasioni ha avuto anche chissà per dimostrarci il giocatore che è. Ndombele non le ha avute, ma è anche giusto che non le abbia, perché non è un giocatore tuo. Se hai deciso di puntarci, lo hai deciso internamente. Il costo è troppo elevato, non credo sia un'operazione alla Napoli Ndombele, e quindi sì, potenzialità sì, però non credo che valga la pena. Non credo che valga la pena. Inizia il countdown, dai ragazzi, arriviamo a 200 e io abbiamo vinto una partita importantissima. Io poi non è che vi chiedo i like per la vittoria, la fuga per la vittoria, però datemi anche soddisfazione. Un ragazzo diceva Higuain svincolato per mercoledì. Non penso si possa aggiornare la lista Champions, volendo parlare seriamente di una cosa scherzosa. Spalletti ha detto che giravamo troppe volte la palla dietro ai centrali anche quando non era necessario. E lì vuol dire che alzi la testa, non vedi Osi e non sai cosa fare, oppure se ti aspetti un movimento da parte di Kvara, di Lozano e di Raspadori non lo vedi e non lo fai, oppure i centrocampisti non sono in grande forma da avere quella sveltezza mentale di fare la cosa giusta. E ti vai a rifugiare, e quando torni indietro loro si risistemano e se il giro palla è lento ti hanno fregato, il pullman è alzato e finito. Arrivati a questo punto ci interessa poco della prestazione, ma contano solo ed esclusivamente portare a casa i 3 punti. Concordi fino ad un certo punto, amico mio, perché sì, oggi erano importantissimi 3 punti, perché sarebbe stata una tragedia anche mentale dare ragione a quello schemetto lì e andare poi in psicosi, va benissimo, però la prestazione ci serve a capire quanto il Napoli poi resiste fino alla fine. Abbiamo accumulato un vantaggio pazzesco, però come ci ha ricordato Spalletti, ed è giusto, queste 4-5 partite vanno vinte, se no non lo fai il risultato, perché poi devono crollare anche tutte le altre, che bene o male faranno un campionato continuo a quello che hanno fatto finora. Il Napoli probabilmente ha accusato meno la stanchezza finora perché stavamo lì e quindi non ci sentivamo nemmeno piato addosso dalle avversarie, però poi arriva lo 0-4, un pochino ti fa perdere delle certezze, accusi mentalmente e quindi bisogna ritrovare la sveltezza di pensiero, la sveltezza nelle gambe. Senza la prestazione non penso che può uscire un 1-2 come oggi in Champions. Non si fa. È difficilissimo pensare una cosa del genere ed è difficilissimo anche ipotizzare che altre squadre di Serie A poi ti perdonano
ti perdonano o si fanno gol da soli, è difficile. Quindi il Napoli deve ritornare a essere quel Napoli là, il Napoli mio. Allora, l'eccitazione per una vittoria che sa di tricolore mi è rimasta un po' mi infastidisce pensare che una squadra stratosferica arriva ad un quarto di Champions League incapace di esprimersi al meglio. È chiaro. Li ascolterò. Inizia da Marecchia e Tienatel. Me lo scrivo. Non scherzo. Genea Marecchia. E comincio con Marecchia perché ovviamente fa anche piacere. -3. Non lo so se la possiamo paragonare, alcuni ne stavano parlando, però con la Sampdoria facemmo almeno 3 di XG. Non ricordo quanto la Sampdoria ci spaventò, forse qualcosina, poi siamo andati meglio dopo. Devo scavare nella memoria. Ho in testa solamente il Lecce in questo momento e devo scavare, però creiamo di più. Oggi abbiamo creato proprio poco. Dombele secondo me è un no. Il gioco non vale la candela, sono d'accordo. Si può portare un attaccante della primavera mercoledì? Certo, penso che si possa fare, visto che sono giovani tu, in caso di emergenza si può ampliare, credo, la lista. Non lo so tecnicamente, te lo farò sapere, però non credo ci sia la necessità, perché ci sono le soluzioni interne già con la squadra che hai. C'hai Raspadori, c'hai l'adattamento di Kvicia, c'hai l'adattamento di Lozano, l'adattamento di Elmas, Politano, ce le hai le soluzioni. Non sono l'ideale, però ce le hai. Se vince anche Inter e Lazio, se perdono 2 partite scaliamo? Non lo so se ti riferisci ancora a quello schemetto, ma ragazzi, 200 like, bene. Buonasera, stasera avrei dato più spazio a Juan perché Rachmani è molto stanco. Tu parli di Rachmani che sicuramente io ho messo in copertina e ha fatto una partita non bellissima. Io però non l'avevo previsto perché avevo detto le probabili formazioni questa volta sono intuizioni, conoscendo Spalletti, vedi Raspadori dentro, logica Mario Rui al posto non Oliveira perché Oliveira sta recuperando dalla lombalgia e una speranza. Avevo la speranza di vedere Juan Jesus al posto di Kim perché Kim sta stanco, lo ha detto chiaramente, a me sembra anche che sta infortunato e lo abbiamo visto in campo sia contro il Milan e oggi, anche oggi lo abbiamo visto parecchio in difficoltà, certi buchi che Kim non fa, quindi si vede che non può performare come stava performando fino ad ora. In più ci metti che è diffidato, il che uno vuole pensare che non incida, perché lui ha la mentalità che gioca sempre uguale, però potrebbe essere che mano a mano che si avvicinano le partite, si sta avvicinando la partita con la Juve e vuoi fargli fare anche un'altra partita col Verona da diffidato, che ti capita il cartellino giallo all'Andombelé, dove tu sai che hai preso il pallone e quindi il giallo non esiste proprio, l'arbitro vede una cosa per un'altra. Il VAR non interviene sui cartellini gialli, quindi se prendono una palombella rossa e vedono una cosa per un'altra, tu hai perso Kim contro la Juve. Quindi qua qualcosina a Spalletti va chiesta. Non lo so se gliel'hanno fatta la domanda, ma tenete una domanda facile, fategliela. Juan Jesus ha dimostrato di essere comunque affidabile, non sarà Kim, ma rispetto a un Kim in cattiva forma, forse un Juan Jesus o un Ostigard anche in ottima forma possono darti più garanzie. Quindi su questo ovviamente Spalletti però è coerente con se stesso, ha scelto i suoi 11, più Elmas Jolly e più Olivera ogni tanto, onestamente ogni tanto con le partite più fisiche. E poi Lozano Politano, per il resto poca roba ragazzi, quelli sono, toglietevelo dalla testa che si può parlare di grande rosa e di grande così, sono pochissimi. Gaetano giocherà, ma non credo proprio, non è questo il momento. Quando si arriverà alla matematica, se si arriva in tempo, avremo spazio per Gaetano, per Zerbin, chissà, Dem, Beresinski e vedremo questi qua. Prima scordatevelo. Permettete un sogno poco professionale e antistorico, non sarebbe giusto un Napoli spuntato? Non ho capito.
un sogno poco non sarebbe giusto un Napoli non ho capito, spiegamelo meglio. Situazione psicologica è fondamentale per martedì, alias mercoledì. Io sinceramente non ho visto la catastrofe, credo che siamo abituati a vedere sempre cose straordinarie, ora le partite sporche ci sembrano pessime, ma quanto manca Osi? Osi sicuramente manca perché tu gli dai la palla addosso, lui te la pulisce e tu recuperi anche metri e non li fai. Osi è fondamentale anche per la fase difensiva perché loro non ti possono attaccare. Io vedevo gente che si buttava dentro il Lecce con grande coraggio, veniva a riempire la nostra area e mettevano i grossi in mezzo pericolosi perché non hai un Osi che devi sempre stare attento, c'hai un Raspadori che sì, onestamente, ma tutto il campo non se lo fa. Osi si fa tutto il campo se tu gli dai palla a centrocampo e arriva in porta e non lo fa Simeone e non lo fa Raspadori. Questa poi è la grande differenza che ti dà Osimhen in campo. Anche in fase difensiva più che la fase offensiva. La catastrofe, capisco quello che dici Rossana, perché siamo stati talmente overperformanti prima che adesso la partita, però questa non è stata partita normale. Io posso parlare di partita normale con il Milan perché il Milan ti è superiore e come valori ci sta che nella partita singola ogni tanto un Teo ti gioca meglio, un Leao ti scappa da tutte le parti, un Tonali lo trovi in grande forma. Contro il Lecce soffrire così tanto no, vuol dire che c'è di più e c'è di peggio. Non è stata una partita così. C'è affanno, c'è stanchezza, che poi sia mentale e fisica o tutte e due, senza dubbio. Allora, a Milano credo proprio giocherà Olivera. Valerio Osimhen ci sarà contro il Milan, si dice che ci sarà e che Victor è ottimista e vuole esserci assolutamente, che lui voglia esserci assolutamente, ne sono convinto, che però non si stia allenando ancora a pieno regime, ce l'ha detto Spalletti, quindi dobbiamo essere cauti. Potrebbe poi essere pericoloso metterlo subito contro il... Non è meglio invece di rischiarlo conservartelo per averlo con certezza al ritorno? Perché se poi lo fai giocare e lo perdi, perché è successo già altre volte che lo fai rientrare troppo presto e lo perdi perché Victor non si mantiene dal 100% anche quando non potrebbe, rischi poi di perderlo per il ritorno di Champions e per il resto del campionato e andiamo in affanno come mai prima d'ora. Quindi io non credo. Baby Fox, un bacio. Allora, un appello alle curve, torniamo a fare il 12esimo, più che mai adesso la squadra ha bisogno. Siamo d'accordo, però le curve bisogna dire che al di là di quelle cose che sono successe in curva B, stanno dando disponibilità a farlo. Quello che ha scritto la curva A è inequivocabile. E poi abbiamo pure saputo che loro volevano andare a comprarsi i biglietti nella loro agenzia dove si era sempre fatto. De Laurentiis ha detto no, adesso solo con la tessera. Sono anche tesserati, ma solo online, quindi poi si crea un casino incredibile e così proprio non vuoi proprio venire incontro. Io poi faccio un altro discorso a De Laurentiis e questo è un discorso mio personale. Io quando sono venuto in Italia ad agosto sono potuto andare a vedere una partita senza tessera del tifoso perché non era obbligatorio. Lasci i tuoi dati, ti siedi al tuo posto e lo fai. Abito a New York, non sono uno degli 83 milioni di simpatizzanti, sono un tifoso del Napoli che però abita a New York. Se vengo una volta all'anno non mi devo fare la tessera di 20 euro per vedermi una partita, una tessera che non mi serve a niente, onestamente. E se adesso invece costringi a farmi la tessera e so perché ho gli amici abbonati che l'hanno ricevuta e quando richiedi la tessera ci vuole da 15 giorni a 2 mesi per riceverla, io sono penalizzato, io il tifoso che sta a New York. Non stai penalizzando gli ultra, non stai penalizzando i gruppi, non stai penalizzando i delinquenti o quelli che si fumano lo spinello, stai penalizzando a me. Se poi vuoi che gli 83 milioni di simpatizzanti diventano tifosi che si comprano le magliette, devi anche pensare a questo. Mi vado a fare il viaggio a Napoli, il Napoli è primo in classifica, se capita mi vado a vedere anche una partita, io turista. Non te la puoi andare a vedere perché ti devi fare la tessera e devi aspettare che ti arriva la tessera, non va bene. Non va bene. Quindi non è visionario questo atteggiamento, non è lungimirante. E questo è il problema che non si capisce. Andiamo avanti. Siamo arrivati a 300 like.
E non credo che Victor sta benone. Mario, tu sei l'accompagnatore di Victor Osimhen? Speriamo, io spero che tu abbia delle fonti interne, ma Victor sta benone, mi sembra una follia. Cioè, voi mi volete far credere che il Napoli in questa difficoltà, con la partita più importante con il Lecce, che sai che siamo in grosse difficoltà, Victor sta bene, lui non lo fa giocare. Secondo me siete patti dalle gare. Per la matematica servono 4 partite, ma se Milan, Inter e Lazio perdono queste 4 partite questo intendevi? È chiaro, si abbassa la quota scudetto e ne devi fare di meno. È logico. Vai, Vincenzone, alla grande. Ho temuto per il capitano quando ha segnato tutti addosso, ho avuto paura perché credevo lo soffocassero. Si è vista com'era importante quell'esultanza lì, 216 male proprio. A te Rossana è arrivata in un giorno. Io ho testimonianze di altri amici che ci ha messo tantissimo la tessera ad arrivare. Come ad altri amici che hanno comprato la maglietta sul sito ufficiale del Napoli, alcuni non è partita proprio, cioè ha dovuto chiedere poi il rimborso e comprarla di nuovo, e ad altri è arrivata subito. C'è inconsistenza. Andare fino a Lecce solo per dire che sono incommentabili. Su questo aggiungiamo un altro dettaglio che ci fanno sapere, e ci credo, anche perché non sembrava la voce dei nostri, che quando sono partiti dei cori possono essere partiti anche da quelli del Lecce, perché poi all'interno della mentalità ultra poi c'è anche la rivalità Lecce-Bari, e quindi ancora di più. Quindi lì sono uniti tutti insieme nel dire parolacce a prescindere. Contro il Milan mettere Lobotka, Zielu e anche Isaac, Vicia, Lozano e Ndombele prima punta. Ndombele la testa di Osi come il Futurama. Vabbè, tu dici tu. Volendo sorridere, come immagine, uno si distrae e pensa che Osi, e pensi che c'hai Osi prima punta. Vedi 2 mesi a me, altre testimonianze. L'importante sono i 3 punti stasera e non c'è dubbio. Andiamo a leggere altri messaggi. Vedo bene psicofisicamente il Milan, che però quando deve fare la partita fa molta fatica a segnare. Ti aspetti una partita, non dico attendista, ma di gestione per il momento affanno generale. Il Napoli non la sa fare, altrimenti me la auspicherei. Il Napoli non ce l'ha proprio nelle corde una partita attendista, lasci il pallino al Milan. Non credo la sappiamo fare, noi dobbiamo stare sopra al ritmo, giocare sempre al ritmo alto. Il Napoli al ritmo basso si fa aggredire e perde palla ed è peggio. In attesa, come sta la Juventus di solito che aspetta, loro sono proprio bravi a farlo, sono abituati, lo sanno fare e rischiano poco. Il Napoli proprio non ci riesce a farla questa partita. Quindi io mi aspetto un Napoli che ha la palla, che però non voglia scoprirsi troppo, perché il Milan ti aspetterà e vorrà partire in contropiede, abbiamo visto che è stato letale. Quindi una partita un po' più bloccata in generale anche perché dobbiamo pensare al ritorno, quindi non ci si deve disunire nel caso si dovesse prendere un gol, e non lo farà nemmeno il Milan nel caso noi dovessimo andare in vantaggio. Quindi un po' più attesa, un po' più equilibrio, un po' più una partita un po' più riflessiva, con più pazienza. E devo ringraziare, mi sa, Diego Pugliese, il mio amico Diego. Stiamo parlando troppo. -4, forza Napoli. -4 sono 2 cose. Guarda un po' l'ironia della sorte. -4 le partite che dobbiamo vincere per cominciare a sventolare le bandiere. Poi sulla questione bandiere c'ho una cosa che vi devo far vedere, che non posso farvi vedere, che i miei amici abbonati lo sanno. -4 anche rispetto alla classifica dell'andata, perché sulle 2 sconfitte, poi la vittoria oggi che veniva poi dal pareggio, il Napoli è -4. Vedi come... Indurimento muscolare, ok, indurimento muscolare è meglio di strappo, di altre cose. È stranissima la dinamica, perché lui mette il piede a terra e si tira il muscolo. Di solito quando metti il piede a terra in quel modo, con la frenata brusca, rischi
di far girare il ginocchio, rischi che si possano interessarsi alcuni legamenti. Se è una cosa muscolare che praticamente una sorta di crampo all'ennesima potenza, io poi non sono un matematico, per carità, però una sorta di grande crampo, ecco, in quel momento non riesci più a scioglierlo il muscolo, poi era entrato pure da poco probabilmente, quello entra al 65esimo e si fa male all'80esimo. Poco. Quindi speriamo che non sia niente di grave, magari lo recuperi subito o magari te lo porti in panchina. Milan ancora 0-0, tenetemi sempre aggiornato. Kvara appunto ha giocato meglio di Raspadori. Allora, secondo me con le caratteristiche Kvara può farla benissimo, la prima benissimo, perché è anche grosso fisicamente e ha spunto quando c'hai spazio o anche nello stretto, perché c'ha più varietà di dribbling rispetto ad altri giocatori che abbiamo visto lì però la prima punta non deve di solito dribblare, sono più le ali che devono dribblare. Lì però se tu fai un cross, Kvara di testa ci può andare, ce lo ricordiamo che Kvara ce l'ha anche quello, quindi secondo me ti garantisce più cose. Io in un ipotetico 4-2-3-1 Kvara lo vedevo benissimo anche sotto punta, libero di svariare. Non c'è stato bisogno di vederlo finché Zielinski insomma ha performato bene, il 4-3-3 ibrido l'abbiamo visto, ha funzionato e quindi non abbiamo chiesto altre novità a Spalletti. Kvara ha funzionato benissimo sull'esterno e quando lo togli più. Quindi è difficile adesso inventarsi qualcosa, però nei momenti di emergenza si può fare tutto. Ironia della sorte, un gallo ci ha regalato una serena Pasqua, vedi? Zielo ha riposato per il Milan, un buon segno. Penso che Zielo lo ritroveremo in campo, specialmente in Champions. Spalletti non ha mai rinunciato a Zielinski, se non sbaglio ha sempre giocato, quindi lì secondo me riprenderà il suo posto, anche se Elmas a me è piaciuto, ma ecco, vi immaginate uno Spalletti che poi arriva alla partita di Champions e ti leva anche chissà? No. Vediamo. Secondo te erano tifosi leccesi che cantavano il coro più amato degli Ultras Nostrani? Non credi sia una forzatura? No, non è una forzatura. Ho avuto questa impressione dal vivo e altri mi hanno confermato questa cosa. Secondo me anche quelli del Milan hanno secondo me avvalorato l'urlo, perché poi su questo loro sono solidari al massimo. Però che l'abbiano fatto anche i napoletani mica lo nego, senza dubbio. Se è partito da quelli leccesi, i napoletani tutti contenti sono andati appresso, su questo non c'è dubbio. Un crampone. Allora, mi sa che devo ringraziare Valeria. Dove sta? Eccola qui. Ricordiamo che il Napoli a Milano giocò proprio aspettando il Milan, lasciando l'iniziativa e giocando di contropiede. Non andò male, anche se avemmo anche fortuna. Aspettando il Milan? Volontariamente? Oppure perché il Milan si prese il pallone? Dovrei andare a rivedermi la partita. Quello che so è che il Napoli non lo fa bene, perché anche in quella partita dove aspettammo il Milan meritava qualcosina in più e arriva il gol di Giroud. A che minuto arriva? Poi vedi che alla fine la devono sbloccare con Giroud al 90esimo, veramente. Forse Mani. No, vale, a calcio Napoli 24 anche fuori dallo stadio e fuori partita hanno continuato con i cori con le partite degli Ultras. No, ma non dire no, vale, io te lo confermo che gli Ultras sicuramente lo fanno. Che poi ci siano anche quelli del Lecce, a noi ci cambia veramente poco. Zitta, falla di mano forse, vediamo, non ci credo. Il Milan ancora 0-0, no, sei un pochino in ritardo con il messaggio, nel frattempo è arrivato il gol di Giroud, fammi capire se lo stanno controllando. Qualcuno dice Mani non sembrava, al 90esimo Giroud, dai che siamo annullato. Giordano Mani. Giordano. Ottimo annullato, sì, annullato, Nino annullato, Massimo annullato, di 7 Mani. E vabbè, almeno annullato. E siamo alle solite. Ti spendi la mazzetta contro il Napoli
e poi cachi in campionato. Fa perdere la folletta. Ora però, parlando di stato di forma, la domanda che viene spontanea è: il Napoli arriva alla partita di Champions con 3 punti, con una vittoria. Il Milan invece in casa ha steccato contro non è ancora finita, c'è ancora il recupero sicuramente. 7 minuti di recupero. Ma che esagerazione! Però questa storia della mazzetta, che io devo dare la paternità della cosa a Fabio Versatile, sempre geniale, convalidato. Ma com'è? Annullato e poi convalidato? Luca Baretta. Vabbè, gol o non gol, hanno dimostrato di arrivare fino al 90esimo a 0-0 con lei. Poi non lo so. No, annullato. Hanno vinto il campionato battendo recupero niente, convalida. No, annullato. Mi state facendo andare nel casino. Al di là di tutto, il ragionamento sta in piedi. Dare grandissimo sforzo per vincere contro il Napoli e poi vieni meno. È successo a tutte tranne al Liverpool. Vieni meno. E questa poi è la riflessione che bisogna fare andando avanti. Il Napoli ci arriva meglio dopo aver vinto contro il Lecce, ma in grande difficoltà? O ci arriva meglio il Milan che comunque contro il Napoli ha fatto 0-4? Le grandi domande che poi non hanno risposte finché non capita così. Non dobbiamo essere ossessionati dalle altre squadre, Armando, ma se non guardi le altre squadre e guardi solo il Napoli, il calcio non lo capisci. Devi capire quali sono i tuoi avversari, devi capire come giocano, devi capire lo stato di forma in cui stanno, perché non è che non è l'atletica leggera che se tu stai in formissima e sei più veloce di tutti, arrivi. E si gioca contro l'avversario ti mette i bastoni dalle ruote, l'avversario non ti fa segnare, l'avversario ti fa giocare male, l'avversario è più in forma di te, ti fa un cuore così e tu non ci capisci niente. Perché il Milan dovrebbe preoccupare più della Lazio? Ma tu no, non penso proprio, Rossana, che stanno parlando a livello di classifica per la Serie A. Non penso proprio, si sta pensando solamente allo stato di forma del Milan che poi dobbiamo affrontare. Adesso tra la Lazio e la Juve, perché è lì poi la domanda: ci preoccupiamo della Lazio seconda in classifica e quindi vogliamo che la Juve batta la Lazio, o ci preoccupiamo della Juve che riavrà i 15 punti e quindi diventano loro secondi in classifica? La domanda è quella. Ecco perché è complicato fare le tabelle in questo momento, perché non lo sappiamo qual è la nostra competitor. Non c'è la nostra competitor, siamo noi stessi con il nostro stato di forma. È l'unica competitor del Napoli, il Napoli. Che centravanti di Lorenzo, veramente sì. Questo pareggio del Milan cambia tutto, spezza entusiasmo. Questo sono d'accordo. Potrebbe dare delle difficoltà, potrebbe ricreare delle nuvole nella loro testa, però possono anche dirsi tra di loro, ovviamente noi non siamo nello spogliatoio del Milan, possono dirsi tra di loro: abbiamo rischiato con un turnover ampio, quelli che andranno in campo contro il Napoli sono gli stessi che sono andati in campo contro il Napoli in campionato e abbiamo fatto bene. Quindi l'entusiasmo, però l'ansia Champions che dici tu in campionato c'è, quella la segnano. Ha segnato il Milan, Just Sniper, ma che dici? Quella hanno dato 50 minuti di recupero. Vediamo. Io direi meglio una vittoria della Lazio. Sì, io sono d'accordo, sai perché, Sergio? Perché io non lo vedo Sarri vincere poi tutte le partite e fare un filotto completo e arrivare al record di punti della Lazio. Secondo me è meglio che vincere la Lazio, perché la Juve, storto o morta, alla fine vince sempre e riescono a fare il risultato anche quando non fanno la prestazione. La Lazio deve fare la prestazione. 0-0. Preoccuparsi della Lazio a meno 16 seppure vincessero è folle. L'unica che può preoccuparsi è la Juve in caso di scandalosa riattribuzione dei 15 punti. Al momento, a tuo avviso, quale giocatore è messo peggio a livello fisico? Allora, Massimo, Kim, perché io credo che sia infortunato. Oggi io ho visto a un certo punto su un'altra stirata che aveva,
si è toccato un pochino dietro. Secondo me Kim è infortunato e sta giocando sul dolore perché è un soldato e perché per sua cultura non dice mai di no. Fai un ultimo sforzo e lui lo fa, anche se è infortunato. Quindi io temo Kim a livello fisico. Vedo soffrire un pochino Lobotka ultimamente. Anghissà attacca e stacca, quindi non ti so dire. Penso che Anghissà sia più un fatto di testa, che mi sembra che si stia mantenendo, probabilmente nelle partite importanti poi sale di livello. Quindi a livello fisico Kim mi viene da dire, poi anche Di Lorenzo, però poi Di Lorenzo può soffrire un pochino, l'ho visto un pochino meno lucido, però poi fa delle cose in attacco di generosità incredibile, vuol dire che ce l'ha ancora fiato da buttare così. Poi quando capiterà la partita storta di Di Lorenzo, che gli vuoi dire al ragazzo? Pessimo. Ecco, Lazio-Juve 0-0 non è male se vogliamo. Ciao ragazzi, cosa pensate della forma fisica generale? Proprio di questo stiamo parlando, Davide, mi leggi nel pensiero e ci leggiamo nel pensiero tutti come community. Comunque il Milan, anche se pareggiava, va al doppio della nostra velocità. 0-0, bah! Sì, Antonio, te lo confermo. La Lazio alternante, la Juve sta nella fase filotto, spezzare le velleità non sarebbe male. Siamo stati noi a spezzare poi quel filotto, ti ricordi? con una prestazione incredibile che io ho guardato dall'aeroplano. Paradossalmente quello più in forma è infortunato. Mi sono ricreato con Stovini, il Napoli ha vinto, il Milan pareggia, ora un bel pareggio nella capitale, stiamo alla grande. Ma poi la Juve è sempre bene che perda, pure se la dovessimo mandare in Lega Pro. Poi può anche perdere in Lega Pro. La vittoria del Napoli e probabile pareggio del Milan non cambierà nulla. Quando parte la musica della Champions è tutta un'altra storia. Paco, sono d'accordo e io insisto, quando si dice questa frase che la Champions è tutta un'altra storia, io sto con Spalletti che dice che poi quelle luci ti fanno dare il massimo anche se non ce le hai, recupereremo delle energie mentali. Quelle mentali non sono in discussione, poi devi vedere se ne hai benzina, perché può essere pure che sei stanco e tu lo vuoi fare e non ci riesci. Però non parlo di DNA, posso parlare di esperienza, il sapere come ci si deve approcciare con un arbitro, un qualcuno in società che ti dice le cose giuste da fare, loro che ne hanno fatte di più di partite, la società si respira nei corridoi un'esperienza europea. Il Napoli è più fresco di queste cose qua e quindi con l'incoscienza puoi andare avanti, però poi nei momenti avere qualcuno che già le ha fatte queste esperienze sarebbe meglio. Però vi ripeto, non va in campo il DNA, va in campo chi sta più in forma e in questo momento il Napoli non credo che possa dire di stare più in forma, quindi non voglio sentire che il Napoli parte avvantaggiato, che il Napoli parte favorito, non lo voglio sentire, come non era favorito con il Liverpool e si è vinto, è chiaro? Voglio quel tipo di atteggiamento lì. Non dobbiamo partire da favoriti e dobbiamo sorprendere tutti. Come nel campionato, come siamo partiti non da favoriti, abbiamo sorpreso tutti. Grazie. Giroud e Origi hanno vinto la Champions 2001 e 2019. Un po' di esperienza, Origi poi non lo so. Però. È normale che ogni squadra che vince contro il Napoli la prossima fa schifo. Amico mio, avevo fatto uno schemetto, mi ero segnato tutte le squadre che ci avevano battute, è capitato a tutte. Non penso che sia una cosa normale, ma non è una coincidenza. Si spende tanto per andare contro i nostri, andare oltre i propri limiti e dare qualcosina in più e poi magari si paga. Oltre a questo dobbiamo dire che il Milan se l'è rischiata e Pioli lo fa spesso, ogni tanto lui parte con il turnover preventivo e poi la stecchi, rimetti i giocatori titolari e non la riesci a recuperare. Lo ha fatto spesso Pioli. Alle volte è apprezzabile quando ti va bene, perché non fai andare in overbooking di stanchezza tutti i giocatori, perché te li gestisci. Altre volte, ecco perché noi quando poi andiamo a contestare Spalletti ci dobbiamo ragionare, altre volte puoi steccare le partite e perdi punti per strada facendo questo. Quindi io capisco il voler partire sempre con la formazione migliore, la formazione titolare. Quello che possiamo chiedere a Spalletti
è una volta che stai 2-0, una volta che stai in controllo, non aspettare il 3-0, mettili, falli riposare, mandali in panchina, a botte di 20 minuti l'uno, alla fine una volta, 2 volte, 3 volte si salvano dei save, nel senso si risparmiano una partita, capite? L'attacco titolare l'ha inserito solo nei minuti finali, capite? E poi non hai tempo di recuperarlo. Piola ha voluto fare il turno per Massic, quindi devi arrivare quinto, devi arrivare, cosa inutile. Forza Roma e Atalanta, date un senso alla stagione. Secondo voi Elmas lo metterà anche a porta? Facile, prima o poi. Favole, Pietro chiedono nelle favole. È finita al 99esimo, la stavano anche per perdere. Io avrei fatto giocare Ndombele dall'inizio. Chissà se ci sarà. Ndombele mi pare che partì titolare proprio contro il Lecce all'andata. Però non è il momento, secondo me, di fare esperimenti. Secondo me col Milan perdiamo. Abbiamo finito la benzina, secondo me. Speriamo che mi sbagli. Comunque, fortunatamente, il campionato lo vinciamo di inerzia, quasi certamente. E di inerzia non proprio, perché l'inerzia poi adesso siamo in calo, quindi l'inerzia non ci fa bene. Anzi, dobbiamo riaccendere i motori, dobbiamo ritrovare una forma per non andare in affanno e per non soffrire, perché poi significherebbe soffrire. Vincere come abbiamo vinto oggi, ragazzi, è raro. Il Napoli non lo sa fare, quindi sono poche le partite che vinci giocando così, perché quante volte poi ti capita il cross che invece di essere preso da uno dei tuoi l'autogol e papera del portiere. Sono troppe cose che coincidono, troppe coincidenze che coincidono, diceva Totò. Quando abbiamo perso Higuain, Sarri creò Mertens, magari Kvara può darci soddisfazioni. Ciro, senza dubbio Kvara è un giocatore che dove lo metti può essere decisivo, perché è forte, un giocatore forte, te lo ritrovi sempre. Però è bene recuperare Osi, perché poi perdi Kvara dall'altra parte, che anche quella è la coppia che poi rendeva tutto impossibile per gli avversari. Domanda per il signor Guido: che ne pensa di questo pareggio del Milan dal punto di vista mentale? Come arrivano alla Champions e noi dopo questa vittoria? Me la salvo, Mario, e la recuperiamo quando entra Guido. Bisogna ragionare sul fatto che la Juve è seconda a meno 12 se vince domani, quindi sono 5 le vittorie mancanti. Ecco il mio Polli, forse il like intendi, Navaco, ti ringrazio. È già stato detto che le case scommesse hanno già pagato il Napoli vincente, altro segnale importantissimo, niente di meno. No, veramente. Ci hanno pavato. Sono folli. Oggi il Milan è anche peggio di noi, ancora peggio di noi. Non lo so questo, Francesco, perché non ho visto il secondo tempo. Se parliamo di un Milan che vedi, loro 70% palla, sto guardando solo le statistiche, 70% palla, 5 tiri in porta, 18 tiri totali, 9 corner contro 0. Devo andare a vedere gli XG del Milan, ma che poi non dicono tutto, perché lo stato di fuori, però si stecca e noi abbiamo portato 3 punti a casa. Il Milan ha giocato peggio del Napoli, mercoledì è una tripla, non so sulla prima parte della frase, ma mercoledì è una tripla è sicuramente una verità. Il Milan ha giocato bene, molta sfortuna, vedi? Poi ognuno le vede in un certo modo. La bellezza del calcio. Giusta osservazione fatta in chat, Spalletti cambia molto poco, molto più tardi e la panchina resta troppo panchina e troppi titolarissimi stanchi. E questo è una verità incontrovertibile. Risposta secca, semifinale Napoli in semifinale, sì o no? Sì, preferisco che Napoli ci vada, secco, te lo dico. La mia preferenza, che poi succeda o no, è quella è Nostradamus. No, il Milan è molto più in palla di noi. Fatto sta, come si è già detto, questo pareggio spezzare l'entusiasmo ci voleva, speriamo. Onestamente il Milan ha creato più di noi a Lecce oggi, è stata più una partita storta secondo me. Empoli ha solo difeso. Bravo Navaco che ha messo il like. Battere il Napoli ha portato sempre male in questa stagione, ora tocca ai milanisti e questa è una verità. Io se non stessi live con voi sarebbe scattato sicuramente lo short, dove ricordo che poi ti affanni nella lotta Champions, ti affanni stare dietro.
Empoli tutta la partita a un tiro, insomma. Questo pareggio rende giustizia al Napoli, che non ha fatto riposare quasi nessuno, nonostante siano loro quelli nel mucchione. 250 like, molto carino da parte vostra, però potremmo arrivare pure a 300, essendo 350, e adesso che si avvicinano tutti quelli che verranno a lurcare. 0 tiri dell'Empoli. Buonasera e forza Napoli da Francoforte sul Meno. Napoli-Benfica finisce 6-6, una partita bellissima. Spero che, per esempio, come vada, magari in estate, una bella amichevole contro il Benfica. Sarebbe un bellissimo spettacolo. Chissà se accoglieranno questa mia richiesta. Guido. Bella amichevole del Benfica. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio, buonasera passanti. E se tu permetti vorrei salutare i tecnici del suono. Quelli sono importantissimi, mamma mia. Puoi essere il miglior musicista al mondo, ma se c'hai un tecnico che non funziona non si sente niente. O male, che è anche peggio. Dopo 8 minuti e 32 secondi finisce Real Madrid a Empoli 0-0. Milan Empoli 0-0. Quanti minuti? 8 e 32 direi più. Modesta partita. Vi confesso che ho fatto tutto il viaggio di ritorno, un lungo viaggio in macchina, sentendomi un po' in colpa perché ho temuto di essere stato non troppo duro, poi avvertito in maniera forse negativa. Io ho questo scrupolo di non danneggiare l'ottimo Valerio, poi ci pensano altri con certe scorrettezze a farlo, ma questa è una storia che vi racconterà lui. Poi in questa settimana, anzi 5 giorni, perché poi Napoli ha giocato domenica, oggi è appena venerdì. Cosa è successo? Quarto, quinto filone d'inchiesta alla Juve, pure la Lazio, pure la Roma, pure la Salernitana. Cori razzisti no, perché l'Italia non è una nazione razzista, perché non sono razzisti, sono cose sfottò, ma sono un po' confuso su questo punto. Scazzottata stile bulli di quartiere basso alla fine della partita, commentatori che hanno dato il meglio del peggio e continuano a insultare un po' tutti in Napoli, i tifosi, cioè il presidente che torna a parlare, pecore, insomma mi fermo qui perché potremmo fare una trasmissione su tutto quello che è successo in questa settimana, quindi sono sereno, non sono stato troppo negativo. Parliamo insomma poi di calcio, anche se ormai diventa sempre più difficile. Il Napoli sta fuori forma, lo diciamo subito. Oggi ha vinto la peggiore partita della stagione. La volta scorsa mi avessi chiesto che cosa ne pensassi, ho detto mi serve qualche partita, però vi posso dire che la prossima partita con Lecce non sarà una partita bella, non farà una buona prestazione perché non accendi e spegni l'interruttore come a casa, perché tra l'altro non si è sottolineato, ma delle partite giocate a Via del Mare in Serie A, il Napoli solo 3 volte aveva vinto, 3 perse e 5 pareggiati, quindi non è un campo dove tradizionalmente vai a vincere facilmente. Anche quest'anno tra l'altro il Via del Mare ha fatto insomma ingolare male la pillola e anche qualche l'Inter ha vinto a fatica la prima giornata anche con un arbitraggio dubbio, il Milan ha pareggiato 2-2, comunque insomma ci sono troppi giocatori fuori forma, Rachmani, Ghissà, ma proprio tanti non li nominiamo, cioè abbiamo capito perché abbiamo preso, insomma non è perché giocavamo con la testa alla Champions. Se oggi fosse stata di nuovo Napoli-Milan avremmo preso 2-3 gol di nuovo, ovvero Napoli-Lungo. E questo ritorna a quella domanda che ti arrivò la volta scorsa, dice era meglio affrontare subito il Milan, invece no, meglio che abbiamo affrontato il Lecce. Sì, il Napoli-Lungo l'abbiamo visto dai primi minuti, addirittura la linea difensiva che è alta anche con Spalletti, non solo con il maestro Sarri, a volte era nella terza linea di campo. Noi sappiamo che le linee di campo sono 5 metri e mezzo, quindi prima linea di centrocampo 5 metri, seconda linea di centrocampo 11 metri, era 12 metri e mezzo, staccata dal centrocampo, staccata dal centrocampo dai 3 di attacco, e infatti siamo stati infilati un sacco di volte. Poi è stato pericoloso una volta, 2, non tantissimo, però noi abbiamo fatto gol alla prima azione del Napoli, va detto a carattere statistico, quindi un Napoli lungo, di nuovo pasticcione, che allargava
non con i due terzini molto dentro il campo, sia Mario Rui che Di Lorenzo, che avvertono un po' la stanchezza, anche se Di Lorenzo ha fatto 2 chiusure in difesa rimarchevoli da grande difensore, ma la spinta offensiva che manca. Napoli anche col Milan non ha mai giocato con le sovrapposizioni, il tentativo di allargare era solo con i 2 esterni alti, insomma maluccio. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto il gol nel momento in cui il Napoli per alcuni minuti è tornato in Napoli, ovvero è ritornato a pressare un po' alto, a recuperare palla, perché un'altra caratteristica che non abbiamo avuto male, quindi col Milan è male oggi, che non solo noi non avevamo una buona gestione fluida della palla, ma non recuperavamo palla, abbiamo visto palleggiare per lunghi tratti il Lecce quando il Napoli recuperava una palla con una velocità, un'aggressività e un'efficacia notevole. Il Napoli dopo i 3 mesi canonici di Spalletti c'è un calo di forma, speriamo che questo calo di forma duri un mese e non di più, anche se il campionato non è a rischio. La quota scudetto per l'Inter e il Milan ormai è sotto gli 80 punti, 79 il Milan è 78 l'Inter, solo la Lazio può fronteggiare il Napoli, ma dovrebbe vincerle tutte. Considera che la Lazio deve giocare con la Juve, con l'Inter, col Milan, l'Inter deve giocare. L'Inter ha un bruttissimo calendario, perché deve giocare col Torino, con l'Atalanta, con Napoli, con la Lazio, con la Roma. E io ve lo dissi in tempi non sospetti, anche se le cose non stavano andando bene per quelle 2 squadre, ovvero Lazio e Atalanta. Ho detto mi aspetto che, essendo squadre che giocano meglio al calcio, possono uscire, possono rompere scatole e andare loro in Champions al posto di una delle 2 milanesi, se non tutte e 2. È presto per la lotta Champions, e questa non è ironia da parte mia, non è il campionato perché veramente tra l'altro è serratissimo, però domani Maestro Sarri è un match point per lui, perché può dare una sì, certo, un match point. Malissimo affrontiamo il Milan che solo non dico nulla. Chiunque ha diritto di esprimere, anche perché è molto più esperto, più bravo di me, la sua opinione. Io non la volevo incontrare in italiana, non volevo incontrare il Milan perché è una squadra comunque che ha blasone europeo, per più tutte le ragioni che vi ho detto, perché si rischia che poi i Soloni delegittimano questo campionato. La incontriamo nel peggiore momento della stagione del Napoli, una squadra stanca, senza attacco. Si è fatto male Simeone, era De Laurentiis, invece di sbraitare poteva pure dire insomma alla federazione, cioè non l'hanno mai convocato, l'hanno convocato, si è fatto 4 viaggi intercontinentali per non stare sulla panchina, allenarsi in maniera diversa, un mese, 20 giorni di stop. Chiaramente mi auguro di sbagliarmi tutta la vita, ma meno di 15 giorni di stop, che sono proprio la partita col Milan, andata e ritorno. Osimhen che non vede il campo da un po', Raspadori oggi molto macchinoso, non perché stiamo bocciando il ragazzo, ma uno non è che accende la spina e la spegne così. No, è Quindi, l'umanità, è essere umani. esseri umani. Quindi nel momento peggiore del Napoli abbiamo la sfida per la prima volta di quarti, e questa a chi ci dava già in finale Istanbul, coso, prenotate, eccetera, sono commenti scellerati, ma come ci sono quelli che fanno i titoloni per un click, ci sono quelli che fanno altre cose. Questa è un po' l'analisi. Recuperiamo 2 punti nella famosa classifica Guido, che vede, tranne la Juve, un crollo di tutte, perché il Milan a -6, l'Inter a -7, la Lazio pure che sta andando bene, comunque a -7 nel andata e ritorno, la Roma -4, Napoli appunto -4, la Juve c'ha +5, quindi queste squadre già con difficoltà rifaranno gli stessi punti dell'andata, ma anche se dovessero recuperare qualche punto e quindi fare gli stessi punti d'andata, saranno tutti ampiamente sotto gli 80 punti, forse solo la Lazio li sfiorerà 81-82 punti. Si rischia di vincere il campionato con 83 punti, spero di no, proprio perché poi chi si sentirà gli Juventini detto avete visto Napoli per una questione insomma di sfizio dovrebbe vincerlo a questi famosi 91, ma non sono più necessari ampiamente, diciamo. Cioè la Juve riavendo i 15 punti, facendo tutte vittorie, arriverebbe a 89, ma la Juve c'ha più filoni di inchiesta aperti che punti, quindi insomma non lo so come butta. Nel frattempo ho recuperato un po' di domande fatte prima del tuo arrivo e durante.
rispondo io a Gianmichele che dice: davanti alla camera avete sempre una tazza in mano, ma che bevete? Gianmichele, nel caso mio è acqua, non posso rispondere per gli altri che sono davanti alla telecamera. Quando si parla per ore e ore, a un certo punto bisogna bere perché si seccano le fauci, semplicemente. In caso mia acqua è raramente una bevanda di cui non faccio pubblicità, perché tra l'altro c'è una questione aperta, non con, poi capirete, lascio. Mi spiace che, tra l'altro, fammi salutare con affetto e stima Tore Falani, poi capirete perché. Francamente i fratelli maggiori, se sono dei buoni fratelli maggiori, pur avendo tutti i difetti di questo mondo, cercano di evitare determinate fregature e ferite ai fratelli minori, no? E purtroppo devo dire benvenuto nel gruppo delle pugnalate alle spalle Tore e Valerio. Ho detto, ma mi spero che non sia il primo di una lunga serie, quelli lasciateli a me, capirete poi, perché immagino non ti abbiano risposto, Valerio. No, fino adesso no, ma aspettiamo fino a lunedì perché che ovviamente c'era da guardare le cose di calcio. Domanda per il signor Guido: che ne pensa di questo pareggio del Milan dal punto di vista mentale? Come arrivano alla Champions e noi dopo questa vittoria? Allora, innanzitutto sono partite di andata e ritorno, è la prima volta nella storia del calcio a Napoli che giocano i quarti. Diceva, è sempre una partita di calcio? Assolutamente sì, però se uno non c'è mai arrivato ai quarti, qualcosa devi pur pagare, qualcosa deve significare. Il Napoli non è tanto il pareggio con l'Empoli, che comunque per il Milan è penalizzante per quanto riguarda la corsa Champions. Io l'altra volta l'ho detto, noi dovevamo vincere per 3 ragioni. Una delle 3 ragioni è che noi ci possiamo scegliere realmente gli avversari da portare in Champions, no? E pensate l'Inter o il Milan, no? L'Inter con una vittoria in meno al Napoli con il pareggio, quando abbiamo perso il Milan, non dico con la vittoria, ma col pareggio, ho detto stavano ancora più inguaiate nella classifica, perché la Roma deve ancora giocare, quindi loro la Champions se la devono ancora guadagnare. A noi bastano 3 svangare, a noi bastano 3-4 punti, sarà matematica, cioè, si parla tanto dello scudetto, ma in realtà intanto prima c'è la qualificazione. No, noi ci arriviamo male, ragazzi. Ho visto la squadra molto stanca, ho visto Rachmani non tanto solo i passaggi in uscita, ma arrivare in ritardo negli anticipi dove lui era molto bravo e pulito. Quante volte ho detto quanto mi sta piacendo questo ragazzo, non fa un fallo, è sempre pulito. Più di Kim, che è stanco ma è riuscito con l'esperienza, è sembrato meno stanco di Rachmani. Anche Lobok, oggi una delle pochissime partite sotto il 90%. Lobok ha fatto una stagione da Michael Jordan, cioè non è umano fare quello che ha fatto, quindi non è che adesso quelli là Gattuso out, però siamo in un momento col fiato corto. Poi vi farà vedere Valerio i minuti spalmati, qualche minuto in più nel corso di queste partite si poteva dedicare a Juan Jesus, cioè Demme a 41 minuti nella stagione. Continuiamo a dire abbiamo 25 persone, i titolari del 26esima ora, della 25esima ora, però di fatto il ragazzo ha giocato 41 minuti nella stagione. Quindi Lobot è stato titolarissimo di Mazzarriana a memoria. Non è il pareggio che conta a rispondere allo 0-0, lo stato di forma, è anche il fatto che noi non abbiamo attaccanti da variare. Tu non hai praticamente soluzioni per cambiare la partita, per cambiare modulo, per cambiare anche alcune cose, cioè quello è anche un vantaggio per gli altri perché sapranno che giocherà in attacco Raspadori. Io non lo spero che non lo rischi Osimhen. Ho avuto adesso informazioni, tra l'altro Spalletti l'ha detto in conferenza, non ha detto che fa corsa blanda, non ha fatto roba seria. Sarebbe proprio un rischio, e spero che questo infortunio, che veramente non ci voleva di Simeone, perché ti dava la serenità, ok, gioca Raspadori, fanno questa staffetta e proprio lo portiamo in panchina, ma proprio se deve proprio servire, così lo porteranno in panchina. Se non lo portano in panchina, tra l'altro è meglio, significa che sta maluccio. 3 settimane ci vogliono per il suo infortunio, e tra l'altro poi tu devi ritornare anche in forma. Osimhen è un ragazzo che non si risparmia neanche a un pressing da solo contro il portiere, quindi preferisco averlo in questi ultimi 2 mesi, che è andata così.
ce la siamo anche un po' tirata, troppi colleghi che ci vedevano già in finale. Non abbiamo perso, non è successo Ma ti ricordi? Il Napoli gioca meglio senza Osimhen, ora che torna Osimhen come si fa? Te la ricordi quella frase? No, su Simeone attenzione, potrebbe essere anche interessato, nulla di gravissimo, facciamo il ginocchio, Spalletti ha detto dobbiamo valutare bene perché lui sembrava prima solo un fatto muscolare, punto interrogativo, si è fatto male, cioè Simeone sono 3 settimane, poi spero di sbagliarmi, ma tanto la partita col Milan da ritorno scordatelo. No. Salvo veramente ci siamo sbagliati tutti. Tra l'altro Simeone è un ragazzo oltre che serio, generosissimo, e anche degli attaccanti che abbiamo il più anziano, no? Quindi anche quello più maturo da valutare proprio il suo stato di condizione, perché con l'età capisci meglio. Pensate, no, Ibrahimovic adesso ogni minimo infortunio quanto lo paghi a recuperare, quindi uno sa che a una certa età ci metti più tempo, quindi è meglio che l'infortunio sia di entità molto lieve, perché il recupero non è lo stesso, no? Già così parti svantaggiato. Non perché abbia piacere, poi chiaramente domani lo vediamo far 3 gol sotto il 7 e io sono, aveva detto, contentissimo, però sugli infortuni mi sbaglio raramente. Allora, e quindi hai risposto ad Angela, avevo preso altre domande per te. Essendo il Napoli la squadra da aver ruotato di meno, adesso in questa fase finale il turnover come lo dovrebbe ponderare? Cioè adesso farlo nel finalissimo ti può togliere altre certezze. Noi, la partita col Milan, ci vogliamo divertire. Meret penso giocherà, no? Di Lorenzo penso giocherà, salvo che non facciamo di scongiura, una persona viene un'influenza, gli alieni lo sequestrano, diciamo, salvo elementi extracalcistici, giocherà Mario Rui o Oliveira, è l'unica cosa. Kim e Rachmani, Anguissa, Lobotka, Zelischi, Kvara, Lozano, Raspadori. Tu confermi Lozano? E siamo già leggeri in attacco. Tu dici che fa giocare Politano? Sto pensando semplicemente alla doppia sfida, cioè che Spalletti firmerebbe per un pareggio nell'andata per poi giocarsela un pochino più all'attacco al ritorno. Però veramente è da valutare a tavolino. Diciamo, cambia poco, nel senso se Sì. gioca Lozano e Politano, nel senso se sbagliamo. La partita, la qualificazione la fai a San Siro, Valerio. Cioè la fai o la disfi a San Siro, quindi dove devi andare a vincere, ve lo dico, manco a pareggiare, perché lo prenderai il gol. Sono 3 anni che Pioli ci batte o pareggiamo in casa, cioè non sono su 4 anni che non si vince. Poi manco di dire il fattore San Paolo, il fattore Maradona non è un fattore positivo per noi in questo momento, mai come questo momento. Beh, c'è stato una saracinesca sbattuta in faccia, no? A questo punto non solo dalla proprietà, ma è tutto molto triste, io ve lo dissi, anche questa festa a pagamento, cioè il Napoli che chiede, cioè, ma fu talmente bella la festa scudetto, spontanea, genuina, la gente aveva la bandiera, urlava, gridava là, e poi in città liberi tutti, cioè, queste feste organizzate mi sembra molto Rotary, no? Si perde di spontaneità, addirittura poi che devono costare dei soldi, cioè, mi sembra tutto molto triste. Ci sono cose che io non capisco, perché io francamente, che dice il dottor House, no Valerio, in una delle prime puntate, nella condizione umana c'è una sola verità, che tutti mentono, bisogna capire su che cosa mentono, no? Quindi nella tua ottima ricostruzione, apriamo questa parentesi su quello, la bandiera A3, A4, come si chiama, perché ci sono bandiere con effigi naziste in Napoli-Lazio? Hanno compilato il modulo, perché c'è una bandiera che parla un uomo di cinema che c'è il Joker di Heath Ledger, capolavoro assoluto, e io non lo uso quasi mai questo termine, cavaliere oscuro, poi non abbiamo per niente parentesi di cinema, però è un terrorista di fatto, no?
della finzione cinematografica, ci sono troppe cose che totalmente contraddittorie. Per esempio, questa è una partita dove Napoli ha tirato meno del Lecce e non succede mai che Napoli tiri meno dell'avversario, no? Tornando a parlare di calcio, mettiamo subito... Sì, li stavo affrontando gli XG, si arriva a 1,5, quindi veramente una sorta di equilibrio, perché poi la vinciamo con l'autogol. Il Napoli ha creato meno di così solo contro la Roma, parlando di XG, che erano partite insomma un po' più bloccate. Abbiamo visto come l'abbiamo tu sbloccata. pensa, Valerio, solo per quanto ci possono essere tiri, solo 2 volte il Napoli ha tirato 9 volte, la 7ª giornata e la 19ª giornata. Poi Napoli ha una media di 16 tiri e 3 a partita, quindi pensa quanto sta sotto media questa partita. E il Napoli ha concesso 11 tiri a Lecce, che non segnava da 5 partite, veniva da 5 sconfitte di seguito, ha segnato dopo 5 partite e mezzo, ha concesso 11 tiri, quando il Napoli ne concede 9-8. Dice, vabbè, che sono un tiro e 2, e dai, tanto in realtà. Sì. Analizzando questa statistica tirata fuori da Valerio, lo feci in qualche video fa, di come le squadre che ci hanno tolto punti poi non ne hanno fatti nella partita successiva. Problema mentale per le troppe energie spese. Questo parlando dei nostri avversari. Si paga un pegno per battere il Napoli. Si è frizzato. Capita il frizzato. Tu sono io. No, è tornato. Sei tornato, ti ripeto. Sei tu o sono io? Perché se no esco. No, ci sei. Sì, però il campionato è proprio basso, nel senso non vediamo solo perché le energie col Napoli. Il Milan ha fatto 3 sconfitte, la vittoria col Napoli è un pareggio. Non è che prima del Napoli avesse fatto benissimo, 3 sconfitte di seguito. Si lega anche al discorso dell'altra milanese questo, 2 pareggi, perché pure l'Inter sta in una fase veramente sconvolgente. Cioè, giusto per ripetervi una cosa che almeno questa non citano le trasmissioni, non copiano, dalla 28ª, perché non possiamo analizzare la 29ª giornata, ci sono troppe poche partite, alla 28ª giornata 28 con 28, l'anno scorso la terzultima aveva 22 punti, quest'anno 19, la terzultima 21, quest'anno 15, sta peggiorando, e l'ultima 18, 13, cioè gli ultimi 3 hanno meno 3, meno 6, meno 5 punti. Salvo miracoli da qui alla fine del campionato, quella che era stata un'indicazione all'inizio di quando noi ci siamo visti, occhio che è un percorso che si sta rodendo, e quindi anche se non è iniziato il campionato tante giornate, però è un percorso di 8, 9, 10 campionati, cioè quest'anno rischi che veramente ti salvi con 29 punti. Ma di cosa stiamo parlando? No? Ho detto, quindi, per esempio, il pareggio, il Napoli sta vincendo il campionato per la famosa scientifica classifica Guido, perché con le altre 13 non puoi permetterti di fare regali, perché il campionato è bassissimo, Cioè, la prima quest'anno a 9 punti, non Napoli con Napoli, prima con prima, la seconda 1 punto, ma poi la lotta Champions è bassissima, -2, si è un po' alzata la lotta Europa League, perché e poi dall'8ª in poi è un tripudio di meno. Cioè, di cosa stiamo parlando? Ho detto, quello è il livello. Il Milan ha fatto maluccio, però è in ripresa, perché secondo me la preparazione di Pioli è proprio ottimizzata, perché la Champions è come per il Real Madrid e il Milan è casa loro, no? Mo ci sono tornati, ci metteranno degli anni, l'ho detto prima, di rivincerla. Quest'anno sono andati bene perché hanno beccato pur da seconda un ottavo fattibile, perché se beccavano Real Madrid, il Bayern Monaco e il City può darsi pure che stravincevano, però era un po' più difficile del Tottenham di Conte esonerato, anche se lui dice di no. Rescissione consensuale, se le cose andavano bene non fai una rescissione a metà campionato. Gattuso out. Messaggio molto romantico di Monkey Boy. 4 iterazioni: spingete, incoraggiate, scrivete poesie, canzoni, fate sapere ai giocatori che ci fanno sognare anche quando non giocano bene. Noi siamo contentissimi del
Ah, sparito. Ci sono? Sì. E Sia ti chiaro, chiedo... cioè noi siamo contentissimi, però le sbavature ti servono a, vediamo se così, a capire prima quello che avverrà. Che ne pensi di Kvara Punta? No, non va bene. I movimenti di un centrale sono totalmente diversi. Qua non bisogna confondere il fatto che uno sappia giocare bene a pallone, abbia il controllo di palla, eccetera, che poi sei perfetto in tutti i ruoli. Puoi adattarlo per alcuni minuti, però a parte che perdi molto in quella zona del campo dove lui può creare sovrapponenza numerica, può creare velocità, togliere un tempo di gioco. A mali estremi, estremi medi, ma speriamo di non arrivare a questo. Significa che hai perso pure Lozano, uno tra Lozano e Politano. No, giocherà Raspadori e quello teniamo. Elmas, perché poi si sono fatte tutte le ipotesi, Lozano punta, Elmas punta, nel caso in cui... Meglio Elmas di... Tanto Elmas è uno che comunque va fino in fondo e il tiro ce l'ha. E oggi diciamo che è stato uno dei migliori. Prenderà la solita ramanzina che sta a fare Elmas, confuso eccetera, però nel primo tempo si vedeva che la sua gamba andava 2 volte la velocità, noi eravamo proprio fermi, lui era ovunque. Spalletti gli ha chiesto sta un po' qua, un po' là, ha incominciato a preparare in maniera diversa per la scoppola presa col Milan, quindi Elmas a volte andava più dietro di Lobotka per liberare Lobotka, che a questo punto poteva avanzare. Se i giocatori seguivano lui i 4 significa che Elmas aveva zona libera, ma siccome 2 seguivano lui, Lobotka non era più nei 4, eccetera. Quindi, ma quello è un dispendio perché lui doveva essere di ruolo al posto di Zelinski e si è trovato molta parte del primo tempo a dare una mano a Lobotka. Ha finito poi in avanti, quindi poverino sto ragazzo, tra l'altro non giocava titolare da una vita, però lui Marco, scusami, no, Guido, perché negli ultimi 15 ti ha proprio minuti risposto. Ti ha proprio risposto Guido, Marco, perché prendevo questa domanda proprio... Invece di spostarlo in mezzala, Lobot, che è proprio questo movimento che fa Elmas che permette poi a Lobo di andare avanti e si porta appresso poi tutti quanti. Quindi ti ha risposto prima della... Ah, scusa, vabbè. Però, no, è insomma, bellissimo, poi... perché poi c'è intesa perché c'è la voglia di approfondimento. Però 15 minuti, gli ultimi 15 minuti di un tempo, no? Va bene, è che voglio essere preciso così, perché è un momento delicato della nostra stagione. Si tratta in una situazione di emergenza, e quando c'è una situazione di emergenza, come tutte le cose nella vita come nel calcio, non bisogna essere, non ci accide nessuno, ma seri. E quindi non c'è la soluzione migliore possibile, c'è la meno peggio, ma non perché uno, oh mio, quanto sono pessimisti sti due, Valerio, no, è che non c'è, perché la migliore sarebbe che Napoli ha tutti e 26 gli effettivi, 25 più 1, in perfetta forma, no? E può scegliere nella migliore delle ipotesi quale schierare. Quindi significa, se io sacrifico Kvara tra pari e patta, tra quello che mi può dare in quella posizione, quanto perdiamo sacrificandolo in quella posizione, non vedendo la somma algebrica è di poco superiore, pari o un po' inferiore. Io credo, ma comunque abbiamo un allenatore top, no? Che soprattutto perché il ragazzo è giovane, quella posizione non è che la improvvisi, secondo me potremmo andare a perdere. Poi casomai lo schiera punta centrale, fa tripletta a Milano, ma siamo i primi contenti, però vedo che gli allenatori fanno questo. Poi devi analizzare che tu non giochi da solo a tennis contro il muro e ti alleni, ma dici chi marcherà, come schiererà il Milan, che sistema di gioco di nuovo a 4. Oggi per esempio il Lecce giocava in maniera diversa rispetto al Milan perché giocava col triangolo rovesciato. È vero che con la stessa numerosità, però cambia totalmente il modo con cui tu aggredisci la prima punta, aggredisci il tuo centrale di centrocampo, queste cose. Quindi tu devi anche valutare in funzione di quello, una partita a scacchi, di quello che prevede che Pioli farà. Io penso che poi Kvara non si sposterà dalla sua posizione, però posso sbagliare questo.
Guido e Valerio, che ne pensate della tristezza degli ultra che dovrebbero essere i primi tifosi del Napoli, invece sono anni che fanno più i canti per se stessi che per la squadra o i giocatori? Vai Valerio, prima a te, Sì, come questa è giusto che una delle sia, poi cose, è visto una che ci hanno coinvolto, anche se delle hanno prime... invertito, ma solo per ordine alfabetico. Per me hanno messo Guido prima di Valerio solo perché la G viene prima della V, quindi vai Valerio. No, è una delle prime riflessioni che mi è venuta da fare, no? Quando vedi ti fare più per te stesso che per la squadra, specialmente quando poi ti giri durante la partita, cioè no, io posso essere il più grande contestatore di De Laurentiis, posso odiare un giocatore, non mi è mai capitato penso di odiare un giocatore, ma quando poi il pallone va in campo, io devo guardare il pallone, quindi l'idea di girarmi, di entrare in campo e girarmi per fare la protesta, per fare in modo che poi le telecamere mi inquadrano, e quindi ha avuto un grandissimo effetto social questa cosa mia, vuol dire che ci tieni di più al tuo messaggio che devi lanciare, per quanto legittimo assolutamente, che per la squadra. Nell'Avvocato del Diavolo, che è un film che all'epoca era un medio film, resta un medio film, ma che sta invecchiando molto bene rispetto ad altri film. Non voglio raccontare nulla del film, poi non è questo il canale. Però la frase poi finale di Al Pacino, non spoilerò nulla perché vi lascio nel dubbio di quello che è successo. Lui dice Vanni, con la voce roca di Al Pacino, doppiato con la voce roca di Giannini, entrambi fumatori e meravigliosi uomini e interpreti, uno delle voci più, anche se io sono contro il doppiaggio, più aderenti alla voce originale. Vanity, my favorite scene. Voce del Verbo, che se oggi il Napoli avesse fatto una partita spettacolare, 5-0, pali, traversi, un rigore sbagliato, cose là, io non ero triste, ero molto contento di dire mi sono totalmente sbagliato, perché cerco di tenere a freno in tutti i modi possibili e immaginabili, e me ne devo anche inventare qualcuno, la mia vanità pseudo intellettuale che non so. Purtroppo non è solo quella del tifo, vi posso assicurare, ci sono molti colleghi che alla fine ci sono situazioni che preferiscono più dire avete detto, avevo ragione lì, e a volte anche in situazioni di inciampo della squadra che cioè, personalmente se Napoli vincesse sempre io non sarei per niente scontento, per dire, però l'analisi tu la fai cercando di essere onesto, proprio perché poi alla fine quante squadre hanno vinto 38 partite su 38 nella storia del calcio, soprattutto moderno. I tifosi, per rispondere, chiudo, sono una nuova generazione di tifosi, anche quelli che hanno qualche anno più di me. Valerio è molto giovane rispetto a me, quindi non è solo una questione di età, è una questione che il tifo è cambiato, in modo particolare a Napoli, che si è molto imbastardito, poi nel senso più brutto del termine. Poi c'è da dire che purtroppo noi veniamo da 18 anni dove il rapporto tra non solo la tifoseria ultra, no, ma in genere tra la proprietà e la città e la tifoseria è un rapporto ondivago, ecco, è un termine giusto, ondivago, perché poi ci sono dei momenti di esaltazione, momenti di polemica, di tutto il tifo, anche il tifo intellettuale, altoborghese, no? Popolare nell'accezione più nobile. Il codice ultra, per fare un discorso giornalistico serio, è un codice che può piacere o non piacere, nel corso degli anni comunque un po' cambiato. Il Milan oggi ha esposto uno striscione in solidarietà dopo aver insultato per tutto il tempo Napoli, cose, nei confronti di realtà. È un codice che, ripeto, puoi accettare o non puoi accettare, puoi giudicare, non parlo per me, anche idiota, ma è molto grave, soprattutto se sei un giornalista e un analista, porti su un piedistallo e giudicare e basta, senza non solo sapere, e senza conoscere e approfondire. Allora tu puoi conoscere, approfondire, dopo che hai conosciuto e approfondito, a questo punto ti fai ancora di più una tua idea e puoi essere ancora più severo nel tuo giudizio, anche morale e moralistico, ma viene dopo il fatto che comunque tu hai una conoscenza. E invece anche in questo diciamo che è una serie di colleghi anche molto grandi, quindi
avrebbero gli anni per avere un percorso storico e capire come si è evoluto il tifo in Italia e anche a Napoli e al San Paolo. E invece mi sembra che sono rimasti molto dietro, vicino Maradona, questa cosa qua è cambiato, ma d'altronde è cambiato anche perché nell'epoca nostra, diciamo, dei vecchietti, la televisione influiva poco. Non parlo nel fatto che tu potevi vedere poche partite in televisione, nel senso che tu avevi meno commentatori e tutto di buon livello, devo dire, di tutte le squadre. Tu adesso hai una pletora di trasmissioni dove il 90% sono a buttare e tirare la catena, va detto. Sì, ma questi hanno costruito un pubblico e ce li guardiamo lo stesso tutti, non c'è niente da fare, pur di sentir parlare del Napoli che siamo talmente appassionati. Se dovessi ragionare perciò in termini vanitosi, no? Io non sarò mai uno youtuber, eccetera, e dire che è deprimente che una persona, non sto facendo una critica a me stesso, al sistema, eccetera, ma se dovessi ragionare in maniera molto fredda e non appassionata e romantica come sono, una persona che ha una professionalità ormai trentennale, purtroppo, nel senso che sono vecchio, e più studio e più mi sento ignorante, quindi non diciamo sono bravissimo, fa un modesto canale dove comunque un po' traspare un minimo, no? E ci mette tipo 2 anni per avere 1000 visualizzazioni. È una persona che rompe i piatti dopo 5 minuti ha 5.000-8.000 visualizzazioni. Di più. Sì, ma non le conto, per aver visto un video dove c'è scritto un mio amico, sto facendo un discorso sociale sul calcio, no? Perché ho detto, io per 2 mesi non ho pubblicato video, ed è un amico fraterno, quello che vive in Lussemburgo. Ho detto, Greg, non ce la sto facendo proprio, tu non sai quante cose sto facendo. Ho detto, no, peccato, perché ci mancano, soprattutto per chi vive fuori e non può sentirmi nelle serate dal vivo, è l'unico modo per vedermi, no? Anche se non è paragonabile. E poi ho detto anche perché sono belli i tuoi montaggi, perché vai a mettere tutte più o meno le immagini che possa servire. Io ci metto molto più tempo a dover tagliare, perché ne faccio io, quelle immagini, no? Precise al fotogramma, perché poi non è uguale al fotogramma che viene. E quindi ci metti adesso un pomeriggio, una notte, un giorno, un tempo che non posso dedicarmi, no? Tranquilli, non sto parlando di me. Allora una persona che accende un telefono e comincia a dire andate a lavorare, vi fate atti onanistici, butta i piatti, non c'è un lavoro di montaggio, non c'è una professionalità, non c'è un'analisi calcistica, non c'è nulla, non c'è neanche lo sforzo. Quanto tempo ci mette a fare quel video? 8 minuti, non c'è editing, non c'è una grafica, non c'è nulla. E così sono tutti. Vabbè, ma sono youtuber. Andiamo nelle trasmissioni. Se una trasmissione oggi dice che Baroni, una trasmissione dove c'è gente che paga ed è pagata in milioni di sponsor, Baroni è quello che ha segnato il gol scudetto nell'87, quando Baroni segnò in Napoli-Lecce il secondo scudetto, ma di che cosa dobbiamo parlare, Valerio? E non è lo youtuber. Saliamo di livello, andiamo lì e se non li voglio nominare, perché io sapete, io nomino i maestri. Per me Mimmo Caratelli, che oggi Valerio mi ha detto, è un faro di giornalismo per misura, per eleganza, e negli anni ha acquisito anche una nota ironica, elegantissima, che all'inizio di carriera non era così sofisticata, quindi è andato migliorando. Io quelli che non reputo fari non li voglio manco nominare, è una mia fissazione. Però se noi ci mettiamo a nominare trasmissioni che costano dei denari, quindi nessun attacco agli youtuber che rompe i piatti, però tu lì impari dati sbagliati, violenze, gente che urla, cose, cabaret, eccetera. Alla fine i tifosi ti stanno guardando, non è che ti stanno guardando, non so, gli amanti del pesca e della caccia, tifosi che vanno allo stadio, non vanno allo stadio, parlano al bar, così là, e tu stai creando è come l'avvocato del diavolo, no? Un esercito di tifosi, lui dice l'esercito del bene contro il male, che è di bassissimo livello, che però pretende di aver ragione, e a volte pretende di aver ragione sulla base di dati anche sbagliati, storicamente sbagliati. Pensate tutto il casino che sta succedendo, no, per la Juventus, no?
ma si sentono cose di un'idiozia incredibile, no? Un tifoso, un vero tifoso dovrebbe dire: io sono tifoso della mia squadra e quindi tifo per i miei colori, quello che avete fatto come schifezza non mi riguarda, io prendo le distanze, anzi mi incacchio, perché poi ci può essere il dubbio che lo scudetto che io ho goduto, ho tifato, non sia pienamente legittimo, ma nessuno deve insultare un tifoso, perché non ha nessuna colpa il tifoso, ma noi abbiamo tifosi che veramente sono convinti del complotto. Perché? Perché quelli che mi manda il buon Valerio, io non lo guardo proprio quel personaggio, perché finirei per disimparare anche l'italiano, no? Quindi il tifo di Napoli perché dovrebbe fare, la domanda è tosta, eccezione, dovrebbe essere l'unico faro nella notte di tutta la gente illuminata? Purtroppo anche nel tifo di Napoli ci sono sacche di idiozia, di ignoranza. Ignoranza non parlo nel senso quello più nobile e popolare, di una persona che casomai non ha avuto i mezzi, il tempo di studiare. Ignoranza di una persona che veramente è stupida e si fa strumentalizzare e poi ripete cose false con la convinzione, quindi non ignoranza che tu non hai 8 lauree e non conosci la Divina Commedia a memoria. Non mi permetterei mai, perché c'è gente che non solo merita rispetto, ha una bella testa e non ha potuto per altre ragioni. Non ho questo tipo di gente, cioè che gente che poi alla fine veramente pensa che la terra è piatta e è convinta, e tu non puoi manco ragionarci, perché poi alla fine non nasce un contraddittorio sano dove ciascuno di due impara qualcosa, se ne torna arricchito, se ne torna avvelenato. È chiaro, è Non chiarissimo. fatemi più domande belle. Rispondo io a Giacomo che dice una cosa assurda: Ndombele prima punta lo escludo, secondo me non prende una palla. Capisco poi perché lui integra, dice pensavo che come per Mertens è diventato prima punta perché faceva panchina con Insigne, Ndombele o chi per esso possa provare nella me. Sicuramente tutto si può provare, però poi devi avere l'intelligenza calcistica di adattarsi. Mertens è sempre stato più attaccante che centrocampista, che poi veniva spostato dove serviva perché aveva la capacità di farlo. È stata un'intuizione. Poi l'intuizione di Sarri va rivista perché lui aveva provato prima Gabbiadini, ce lo ricordiamo, è stata quasi una mossa obbligata che poi ha funzionato, secondo me, più per meriti di Mertens e per quegli automatismi perfetti che teneva quella squadra. Io penso che con Ndombele non si può fare. Si è frizzato il commento? No, ok. I 19 punti, perché poi io voglio capire chi è la seconda in classifica. Guido, secondo te gli daranno i 19 punti? Perché no, i 19 daranno i punti, che sono 15. Quindi sono diventati 19 perché l'indennizzo. Pare che non ci sono proprio i margini neanche dei vizi formali, anche quella famosa carta poi è stata sbugiardata che non era un appiglio. Togliamo qualunque dubbio, equivoco, adesso non stiamo parlando proprio né da tifosi né giornalisti, perché qua si va tra l'altro nel civile e nel penale. La situazione è veramente grave, tant'è vero che a parte che Elkan ha cercato di salvare un po' la finanziaria, la Juve e anche il cugino, perché ricordiamo che rischiavano seriamente il calcio. Si parla di una richiesta di patteggiamento, anche la narrazione, quando proprio tu hai proprio le chat, anche se quello è un altro filone, no? No, se dovessero ridare, veramente ci dovrebbero essere dei vizi di forma talmente gravi che poi comunque si rifà il processo, perché loro non ti tolgono alcuni punti, cioè, no, quello c'è questo vizio, si annulla, rimetto di nuovo da capo la cosa. Però mi interessa molto poco, perché ripeto, lo dissi, è molto triste quello che è successo, perché non potremo mai ricostruire quello che è stato il campionato di calcio negli ultimi 5, 6, 7 anni, anche perché pratici quando dicevano negli ultimi 3 anni, molti di più, appunto, già non sappiamo quanto sono questi molti di più. Esatto. È impossibile ricostruire. È un argomento che temo nei prossimi anni dovrà interessare più mio fratello che me. Interessa molto poco, nel senso, da un punto di vista morale noi dovremmo fare 90 punti così non se ne dovevano uscire nessuno. Ecco, se ci avessero dato questo è uno scudetto di cartone, sempre che la Juve ne vinca tutte, però la situazione è molto grave, perché
Poi bisogna valutare i danni di immagine, no? Per un campionato il prossimi anni, anche se la Juve dovesse ridare i punti, vince il campionato, cioè, ma gli investitori si fidano di un campionato del genere, perché poi gli juventini stanno dicendo il complotto, e vi ridiamo i punti, facciamo vincere lo scudetto, eccetera. E voi siete convinti che poi gli investitori del mondo giudicano credibile un campionato del genere? Sì, loro direbbero sì, perché il complotto, ho detto, quindi la situazione è molto più grave di come è stata raccontata, tranne da pochissimi. Gli insulti alla famiglia del giornalista del Fatto Quotidiano, cioè tutto molto triste. Quando, ripeto, il tifoso dovrebbe avere il vero potere, dire no, io tifo i colori, gioisco, canto, eccetera, tutto quello che esula dal calcio, dal tirare il pallone, dal cross al tiro, sono schifezze e io ne prendo le distanze, e se tutti fossero così queste cose si sarebbero tutte immediatamente, perché sono molto pochi dirigenti. Invece abbiamo purtroppo troppi tifosi che hanno un livello di etico e morale che ormai è pari alla delinquenza. Vabbè, quella è una cosa che questa domenica abbiamo visto. Fammela leggere, se no chi ascolta. Aspetta, fammi sempre leggere la domanda, perché c'è qualcuno che lo vive come podcast, quindi se non si capisce. Che ne dici? Che mi dici? Quindi, che mi dici del fischio finale che blocca l'azione a porta vuota? Per me è una zozzeria, diciamo. Allora, e io non mi farò mai tirare in mezzo da queste cose lì. Juve Inter è stata imbarazzante, perché per tutta la partita noi abbiamo sentito messaggi osceni, come dice Kroos, là, irricevibili. Lui però fa satira, ironia ed è un maestro, però lì sono veramente irricevibili. C'è una norma che non viene a questo punto mai applicata, è stata applicata da un solo arbitro, che poi ovviamente ha visto distrutta la sua carriera quando sospese una partita a Genova tra Sampdoria e Napoli per cori razzisti, eccetera. È stato successo una sola volta nel campionato e quell'arbitro non arbitra più in Serie A, quindi non ci deve far dormire sogni tranquilli. Tutta la polemica poi arrivo questo delle bandiere così, e poi vedi delle effigie naziste. Allora, la Costituzione italiana vieta la ricostituzione del partito unico fascista. È previsto nella Costituzione, non è un vezzo di Guido Gentile. Cioè, i padri costituenti l'hanno previsto proprio per evitare tutta una serie di eventuali derive che non ne parliamo poi in giro per il mondo, che il razzismo viene visto in maniera contraria. Lukaku viene ammonito e squalificato. Vabbè, tu dici che quello è un gesto là. Vogliamo vedere le prime pagine, perché siamo tornati sulle prime pagine dei giornali dopo la sconfitta roboante col Milan. Leao, ovviamente hanno fotografato Leao quando ci ha fatto la linguaccia in faccia. Allora io la linguaccia me la sono tenuta, la sconfitta è legittima, ma mi crea un cortocircuito. Una persona che per 2 volte fa la linguaccia alla curva nel Napoli, non prende l'ammonizione, è un interista, quindi non un giocatore del Napoli, che è stato chiamato scimmia e altre cose da tutto uno stadio, e viene ammonito. Va bene. Dai 7 minuti di recupero, 6. Il VAR nel corso portano la palla a centrocampo, quindi non hai perso tempo, hai dato un altro minuto, senza che si è perso tempo, dai un altro minuto dopo il 7° e dopo dai altri 32 secondi, cioè 8 minuti e 32 del Milan, cioè fino a che il Milan non segna praticamente, e stava segnando l'Empoli e interrotto la partita. A me queste cose a comando non piacciono, perché se avesse segnato il Lecce va bene. A termine di regolamento tu dici solo se si deve battere un calcio di rigore, a termini di regolamento, parlando di calcio, tu puoi dare un ulteriore. Quindi al termine di regolamento loro l'hanno sempre vinta. Però questo famoso a termini di regolamento noi lo vediamo, perciò l'ho presa alla lunga, sempre dato dalla giacchetta un po' in modo quando conviene a certe squadre e meno in un altro. La potevi far concludere, probabilmente non segnare, o lo fischi subito prima che praticamente Politano riparti, esatto. varchi la metà, perché quello è sembrato, e chiudo qui,
ulteriormente scorretto, lo fischi subito, dici no, dai, finito il tempo, non ti do manco un secondo in più perché non ho fischiato calcio di rigore e per regolamento manco calcio d'angolo. Ma noi abbiamo visto con la Juve, non so, anche calci d'angoli ulteriormente battuti, dopo vince una partita la Juve con un calcio d'angolo battuto un minuto dopo, non me lo ricordo bene, no? E il regolamento dice solo se è un calcio di rigore tu puoi andare in extra bonus. Mi è sembrato un po', fortunatamente hai vinto, è sembrato, a te il regolamento non possiamo dire nulla, fiscale, però è sempre quelle cose che poi tu vedi nella stessa giornata a 2 ore di distanza, quindi non in un altro così. campionato, perché ok, hai dato 6 minuti, poi hai corretto mentre davi 6 minuti 7, poi 8, ma perché quello è rimasto a terra 30 secondi, ok, altri 30 secondi. Però tu hai detto e si è sentito, perché poi se tu togli l'audio di come si chiama, senti solo l'audio stadio, senti bene, da questo momento 1 minuto e 45 secondi, ne sei fatto 3,5 da quel momento, perché? Quindi ce lo teniamo, però il punto è che noi vediamo troppe cose anche banali come questa, perché la domanda è semplice ma di un'azione banale. Già da queste cose noi vediamo grandi disparità di decisioni. Come possiamo dormire sonni tranquilli? Perché gli arbitri sono tutti onesti, non sbagliano mai. Ma se dobbiamo mettere in dubbio, vabbè. È chiaro. Guido, ti prendo l'ultima domanda, poi ci salutiamo. Secondo voi perché a inizio campionato Spalletti faceva molto più turnover? Ricordate, entravano spesso Zerbin, Gaetano e altri. I cambi li faceva prima, poi che è successo? Penso che qua la dobbiamo integrare bene, Lucio, perché turnover proprio no, magari i cambi c'erano più rotazioni, però Guido è sempre molto attento, c'ha tutti i dati, vediamo se questo... Puoi far vedere minuti campionato, visto che vedi manco a farlo apposta, 29, e poi puoi far vedere minuti sostituzioni e così ti commento con i dati, perché ti ho mandato io 5 ci provo, grafici, ecco qua, vedi? Vado... sento il computer che sta in difficoltà. Ci provo, ma non credo di farcela. Se nel caso non ce la faccio... Vabbè, comunque ve la recupereremo. Io avevo previsto questa domanda perché si diventa più conservativi. Adesso hai il risultato 6. Minuti campi, siccome chiedeva del campionato, quindi minuti campionato. No, 29, non lo riesco a fare. Non lo riesco a fare, mi frizzo tantissimo. Ma diciamolo a voce e ci salutiamo perché il computer sta per allora morire. ve li leggo io. Ok. Però a questo punto accontento nella prima parte di stagione, fidatevi insomma almeno della mia lettura, cioè dalla giornata 1 alla giornata 15, le sostituzioni mediamente, perché ovviamente alcune giornate erano al 57esimo la prima, 62esimo, 70esimo la terza, 80esimo e 84esimo l'ultima. In questa seconda parte di stagione, che comprende la fine della girone di andata e questo girone di ritorno, che sono unite perché la pausa, sono 63esimo la prima rispetto a 57, quindi molti minuti dopo, 69 rispetto a 62, 77 rispetto a 70 la terza, 79-85 rispetto alla quarta, quindi 80 o 79-85 siamo lì, e pensate 87-31 l'ultima sostituzione. Quindi Spalletti è diventato più conservatore. Riguardo al turnover, io ho messo la differenza tra le sostituzioni, i minuti giocati nella prima parte del campionato e nella seconda parte del campionato e quella complessiva. Effettivamente stanno giocando di meno quei famosi, diciamo, titolari dell'80° minuto, perché secondo me, diciamo, diventi più conservatore. E il problema è che tu meno giochi, meno vai in forma, e non è che poi ti puoi aspettare che col Milan, poi Guido potrà sbagliare, giochi in titolare Juan Jesus e Ostica, perché sarebbe un rischio. Cioè, per farvi capire, poi facciamo andare via Valerio, Ostica ha 21 minuti dalla ripresa del campionato ad oggi, Gaetano 11, Demme 9, è come non giocare. Quindi sono giocatori che dalla 16ª giornata alla 29ª giornata hanno visto l'erba per una manciata proprio di minuti. Juan Jesus, che è il più affidabile, no? Ha giocato
128 minuti, ma di questi 128 minuti 99 sono alla 17ª perché mancava un giocatore, quindi in realtà insomma da molte giornate non vede il campo, perché semplicemente adesso ti fidi più di quelli che non vanno, che vanno titolarissimi, sono i titolarissimi del primo e l'89esimo minuto, però un po' di cambi in più, qualche minuto, qualche mezz'ora in più a qualche giocatore andava fatta, è un mio modestissimo, sicuramente sbagliato parere. Grazie La mille ragione è Guido. semplicemente di chiamate la prudenza, chiamate l'esperienza, giocare in sicurezza, mettete voi l'espressione che preferite, però i numeri sono numeri. Grazie infinito Guido, sono io in difficoltà tecnica, quindi devo far riposare il computer. Ci incontriamo sicuramente alla prossima, non so quanto sarà lunga la prossima live per il che fare, ma gli amici staranno tuned. Grazie Guido Gentile. No, grazie ad amiche Bellini, amici Bellini, Valerio e passanti. A questo punto il computer si è offeso perché ho salutato i tecnici del suono. Facile. Caro computer di Valerio, non ti offendo. Vari computer di Valerio, perché Valerio è la postazione, però andavano salutati i tecnici del suono, anche quelli del Juventus Stadium che sentono e non sentono, anche quelli. Grandioso Guido Gentile. E ci siamo spiegati anche perché la live era cominciata senza microfono, ecco perché poi Guido saluta i tecnici nessuno, perché sto in affanno, il computer sta in affanno, non è mai un caso, il Napoli è in affanno, il mio computer va in affanno. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ricordate una cosa, che poi è quella più importante,